Allora continuiamo con questo bel libro veramente che fa capire l'importanza dei bambini, della loro creatività, questo bambino che è diventato uno dei più grandi ingegneri dell'aeronautica, ma soprattutto questo nonno che l'ha aiutato, che l'ha supportato, che ha capito l'importanza della creatività di questo bambino nonostante i genitori fossero contrari. So che avete programmi diversi, giusto? Il pilota di Junkers rientra domani nel primo pomeriggio con volo dal Marco Polo e lei invece con lo stesso volo ma lunedì. Signor Leon, ho pensato di fare la cosa gradita nel prendere l'iniziativa di chiedere a una studentessa, laureanda del Lido, di farle da guida e l'ho quindi invitata a raggiungerci per pranzo. A me spiace, ma domani ho un impegno familiare, altrimenti l'avrei accompagnata personalmente, volentieri. Direttore, non si preoccupi, non era necessario che lei pensasse a me. Avevo già pensato di trascorrere la giornata a Venezia, domani e poi lunedì mattina con calma raggiungere l'aeroporto Marco Polo. Mi fermo qui con questo bel libro Il leone alato, perché ho tantissimi ospiti questa mattina, perché parleremo di prevenzione in tutti i sensi. Dobbiamo cercare ognuno di noi di mettere la goccia. Sapete il mio slogan, più pannolone, più prevenzione, meno pannolone. Era uno slogan che io ricordo anche il dottor Agnello Santoro, che era sempre qui a presentare questa iniziativa proprio per la prevenzione. Avremo altri ospiti questa mattina, vi presento subito. Abbiamo in presenza la dottoressa Rita Chan assieme al dottor Simone Novello dell'ULSS 2 del Canfoncello. Abbiamo collegata anche la dottoressa Antonella Trolese, presidente Associazione Incontinenti e Stomizzati del Veneto, perché appunto ci sarà questa importante iniziativa. La vedo collegata con noi, presidente Trolese, e mi fa molto piacere. Io però partirei proprio dal dottor Novello. Dottor Novello, l'importanza, ecco, lei è la prima volta che viene, la dottoressa Cia invece già è venuta diverse volte, compresa la presidente Trollese. Cos'è per un medico giovane come lei occuparsi di persone con stomie? Perché abbiamo iniziato da poco, grazie alla dottoressa Chan, ripeto, al dottor Santoro che veniva spesso, al dottor Zanus che salutiamo e ringraziamo anche perché è venuto diverse volte anche lui per spiegare. Cos'è per un giovane occuparsi di stomie? Per un giovane occuparsi di stomie e di incontinenza è una sfida molto interessante e anche molto appassionante. Io ho avuto la fortuna, ho la fortuna di lavorare con il professor Zanus, che ringrazio per l'opportunità che mi ha dato di raccogliere l'eredità del dottor Santoro, con cui lavoravamo fino a poco tempo fa, ed è un'eredità che io ho raccolto con gioia, con piacere e anche con l'umiltà di chi ha voglia di imparare, per garantire la continuità di un servizio che non può non esserci in un ospedale come il nostro, insomma. Allora saluto e ringrazio anche il sindaco Filippo Lazzarin, che piacere vederla sindaco, mi fa proprio piacere, perciò penso che anche a lei faccia sapere i passi da gigante che hanno fatto veramente in questo campo, ecco, sia la tecnologia che la medicina, la scienza e la ricerca. Io metto dentro tutti perché è vero. Sì. Però l'importanza di far capire ai sindaci, anche per loro, l'importanza di avvisare, di aiutare il territorio. Io ripristinerei i quartieri, si ricorda il comitato di quartiere, il sindaco, quanto importante era, dove si sentivano le voci dei cittadini, ecco, si spiegava cosa si faceva. Dopo qualcuno ha avuto paura dei comitati, ha cancellato tutto, anche le cose che funzionavano. Comunque sentiremo anche da lei, anzi sentiamo subito, sindaco, cosa ne pensa di questa giornata che adesso la presidente Trolese presenterà proprio per le stomie. Prego. È fondamentale la comunicazione, innanzitutto grazie per l'invito e investire per i primi cittadini e ovviamente tutte le amministrazioni comunali nel fare rete e aumentare anche i servizi sociali, quindi anche l'assistente domiciliare, che è la prima persona, insomma, che segnala questo tipo di problematiche. Quindi ecco, ben venga, una giornata importante di persone che purtroppo vivono con questo problema e anche con molti tabù, insomma, ecco, essere sempre vicino, dare un supporto non solo dal punto di vista ovviamente sanitario, ma anche psicologico, senza ombra di dubbio. Dottoressa Chan, lei fa parte di questa squadra all'ULSS 2 di Treviso, una squadra molto importante, sì, come ripeto, che da anni si occupa e tenete veramente a cuore questi pazienti che io ho scoperto poi
che sono anche giovanissimi, se parliamo anche di bambini, ecco, prendere in carico queste creature, a parte che per me sono creature anche se hanno 100 anni, anzi sono ancora più fragili, che il bambino magari non si rende conto, però la fragilità ritorna quando superi una certa età e devi avere le stesse premure. Come sono i numeri? Cosa ci racconta, dottoressa, che arrivano all'ospedale ULSS 2? Certo, noi come ben sai Mirella siamo un centro di riferimento per l'incontinenza e le stomie. Il nostro centro di riferimento copre tutte le età, dall'età pediatrica all'età degli anziani, prendendo comunque i giovani, gli adolescenti, le donne in menopausa, cioè abbiamo un arco di età che è da 0 a 100 anni, faccio per dire, no? Per cui l'azienda ospedaliera di Treviso ha in cura questi bambini anche, perché in collaborazione con la pediatrica, che soffrono purtroppo di incontinenza o che sono portatori di una stomia. Quindi l'ospedale è a servizio e offre un servizio molto importante per questi pazienti, che sono pazienti che si ritrovano, ma soprattutto anche i genitori, si trovano a gestire delle situazioni che sono molto difficili. E quindi noi come professionisti, soprattutto il team che mi circonda e completa questo nostro centro, è preparato per affrontare questa patologia nell'età pediatrica. Come numeri, che numeri abbiamo, dottoressa Chan? Ecco, adesso nel 2026, all'inizio dell'anno ad adesso? Abbiamo dei numeri alti di incontinenza perché il 6% della popolazione colpisce l'incontinenza e quindi abbiamo sempre dei numeri molto alti, sempre dei numeri che aumentano in continuazione, ai quali noi cerchiamo di far fronte con l'avanzamento della tecnologia, ma soprattutto con l'assistenza che noi offriamo, un'assistenza di prevenzione, come ben hai sottolineato te prima, una prevenzione che aiuta moltissimo nella gestione dell'incontinenza. Allora, Presidente Trolloge, allora, questa giornata è importante, adesso lei spiegherà, vediamo anche la locandina. Prego, Presidente, cosa succederà venerdì? Allora, venerdì siamo in piazzetta Aldo Moro, qui a Treviso, e saremo disponibili con il personale sanitario del centro, che ringrazio sempre perché ci supportano in ogni nostra attività, e saremo presenti dalle 9 alle 13 a disposizione dei cittadini che vorranno in qualche modo avere informazioni su quello che è il problema incontinenza. Devo dire, Mirella, che noi qui in Veneto abbiamo solo di persone gestite con grave incontinenza urinaria e fecale 101.276 pazienti che soffrono di un'incontinenza urinaria o fecale grave. Solo la provincia di Treviso ne ha 16.619. Quindi è una bella fetta di cittadini in tutto il Veneto, per cui è necessario, dal nostro punto di vista, e questo è il ruolo della nostra associazione, che si appoggia al prezioso supporto delle varie ASL, è quella proprio di fare informazione corretta, prevenzione e soprattutto dare un segnale che l'incontinenza non è una disabilità, è una condizione che va curata e ha importanti ricadute sulla qualità di vita delle persone, ma soprattutto anche sui costi assistenziali, perché al di là dei pannoloni e delle visite e della diagnostica, c'è un tema proprio di prevenzione che va tenuto in considerazione anche a livello dei vari comuni, delle varie assessorati alla sanità, e questo è importantissimo ed è quello che noi cerchiamo di fare. Io ringrazio sempre il team multidisciplinare del centro di terzo livello, che è lì rappresentato dalla dottoressa Chan, che è la coordinatrice,
e dal dottor Novello, ma anche dal professor Zanus, ringrazio anch'io, che ci ha permesso di essere presenti. Con questa occasione voglio anche dire che partirà all'interno del centro un percorso di automutuo aiuto per i pazienti incontinenti e stomizzati, e lo facciamo in collaborazione con la nostra associazione federata, perché come lei sa Mirella, io rappresento l'associazione regionale, però sul territorio ci sono varie associazioni provinciali. ATIS è quello che ci rappresenta la provincia di Treviso e con noi porterà avanti insieme al centro questo percorso di automutuo aiuto che è fondamentale per i pazienti. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto saluto tutti cordialmente e so che c'è gente che fa tanto per gli altri, si mette a disposizione di non darli mai. Di dottori cavarsi noi capello, anche il carte, per rispetto che riguarda per i dottori, per quello che fa. E quanto riguarda la prevenzione, la viene tolta in giro, perché se non ti caschi non ti fai prevenzione. Non è vero che se ti vai in ospedale, mi adesso che giro per gli ospedali, vado alle 9 della mattina a un appuntamento dopo 6 mesi, va bene, vado mi tocca aspettare più un botto per chi mi chiama, per il mondo di Dio non voglio essere il primo, però neanche è colpa della politica che non investe abbastanza, anzi toglie, mi preferisce dargli 6 per le guerre, per le armi, che non ne serve niente, le armi ne serve per farne tutti, non ne serve perché tanto le guerre non le fa chi che ordina, e fa i soldati. A lavorare, vai gli operai, i ricchi non vanno a lavorare. È tutta una roba così. E invece quello che fa i dottori, poveretti, e sa anche a poco, perché dovrebbe essere per gli ospedali. Un medico 2.000-3.000 euro al mese, è una vergogna, perché ha studiato 30 anni per diventare medico. Va bene, che dopo cosa vede? Dopo scappa via, gli altri non scappa via. Fanno bene. Quanti medici che abbiamo ospedali, abbiamo tutto, ma i secondi, perché non così mica in ospedale più di tunisini, slavi, tutta gente che con l'abitudine nostra di curare i malati, noi avrà buona volontà, ma il calore del nostro Veneto, dei nostri infermieri, dei nostri dottori, i vede che ti fai battuta, ti rincuora la terapia, Mirella. Siamo Dio scade, ma è colpa non sia dei medici, anzi che ne vogliamo ancora di più medici come ora, va bene? È colpa dello Stato che non mette i medici per risolvere questi problemi. Grazie Rinaldo, molto gentile. Devo chiudere perché abbiamo tanti ospiti, come vedi abbiamo 4 ospiti questa mattina, ma sei stato molto chiaro, poi ognuno a casa fa le proprie riflessioni. Sindaco, non pensa che sia arrivato il momento anche per voi sindaci di cercare, oltre alle sagre, le manifestazioni che fate, di investire di più su quella che è la salute pubblica, la prevenzione pubblica? Io penso che questa giornata di venerdì, come ha detto la Presidente Trollese, che ci sarà Piazza Aldo Moro Treviso, dovrebbe essere in tante città, in tanti paesi, perché come aveva sentito Sindaco, i numeri devono far riflettere anche voi sindaci. Le persone hanno paura, hanno timore, si vergognano, perché appunto non conoscono, non sanno, non hanno punti di riferimento. A me dispiace Rinaldo per te, ma se vieni a Treviso dalla dottoressa Cian e dal dottor Novello sicuramente non funziona così, te lo posso assicurare, però io non devo essere fortunato a vivere sindaco su quel territorio, su quel paese, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, conoscere, sapere dove posso appoggiarmi, chi mi può aiutare. Non pensa che magari una giornata anche da lei sindaco non farebbe male? Assolutamente, ma infatti guarda, Mirella, non è per piaggeria, ma io trasmissioni come quella di questa mattina non ne avevo ancora assistito, e se non ci sei tu a dare voce anche a queste associazioni, veramente, se in maniera oggettiva guardiamo altre emittenti, altre trasmissioni, non se ne parla. Bisogna parlarne, sicuramente
c'è dal punto di vista della promozione, della sensibilizzazione, e io aggiungo anche un po' di educazione, perché per prevenire c'è anche la parte legata all'alimentazione, al controllo del peso, ad attività anche fisica moderata, tutta la parte legata anche al supporto addominale, quindi sicuramente una parte di comunicazione, promozione e sensibilizzazione possiamo farla sicuramente noi sindaci. Io insomma sono abbastanza social, lo sai, mi conosci ormai da diversi anni per l'attività che svolgo anche da direttore commerciale nei centri commerciali, sono molto raggiungibile, facilmente raggiungibile. Ecco, io colgo anch'io l'occasione di questo mezzo potentissimo come quello della televisione, in particolare della tua trasmissione, per invitare tutte le associazioni, e in questo caso anche quella della Presidente, a contattarmi, perché sarebbe veramente bellissimo anche andare fuori quel, diciamo, orticello del trevigiano, ma insomma io in maniera goliardica la dico questa battuta, ecco, e sbarcare anche nel padovano, perché no, proprio partendo da Arzer Grande. Per me sarà un piacere e un onore accogliervi a braccia aperte, anche perché noi, ripeto, siamo molto sensibili come amministrazione ad ospitare questo genere di questo tipo di associazioni. Non ultima, ma non stiamo parlando oggi, ma ti invito, Mirella, a valutare la possibilità di fare una trasmissione anche per l'endometriosi. Inaugureremo una panchina proprio nei prossimi giorni in occasione della giornata mondiale dell'endometriosi. Mi fa molto piacere, Sindaco, infatti la mia trasmissione si chiama Sveglia Veneti, perché non occupiamo solo il Veneto come emittente, ma proprio andiamo oltre, chiamano da Roma, da Padova, da Bergamo, da Verona, dappertutto, perciò mi fa molto piacere. Abbiamo Giovanni da Casiera adesso. Ciao Giovanni. Ciao Mirella, ciao. Sento che stai parlando dei stomizzati. Sì? Vorrei portare la mia testimonianza da stomizzato da 29 anni. Ho 91 anni. Grande Sì, Giovanni. Sì. Niente, se può essere di consolazione per qualcuno che è appena operato, diciamo, di questa brutta malattia, ma che non è proprio così tanto brutta, se si sopravvive in qualche maniera si sta. Niente, così faccio parte dell'associazione ATIS. Abbiamo la Presidente che si interessa molto, la Mirella Barbon. Così venerdì siamo in piazza Aldo Moro per una dimostrazione un po' di chi siamo. E così, tutto qua, insomma, se è di consolazione per qualcuno che è appena stomizzato, io ho 29 anni che convivo con questo problema e si va avanti. Grazie. Grazie a te caro Giovanni, veramente grazie, soprattutto con quanta semplicità hai dato la speranza, ce la possiamo fare, dottor Novello. Mi sembra che sia bellissima questa telefonata di Giovanni, che nonostante tutto ci mette la faccia, perché sarà in piazza Aldo Moro, certo. Dà speranza anche alle persone che magari hanno paura o non credono. Prego, dottor Novello, come commenta le parole che ha sentito da tutti quanti i nostri ospiti? Partirei dall'ultimo intervento, che secondo me coglie proprio il punto, perché sebbene la tecnica chirurgica del confezionamento delle stomie sia rimasta di fatto invariata, perché l'anatomia nostra quella è, i presidi che noi adesso abbiamo a disposizione rispetto a quelli che c'erano magari 30 anni fa sono davvero cambiati, e questo consente anche a persone che per molti anni hanno la stomia, anche di una certa età, 91 anni insomma penso la possiamo considerare un'età di tutto rispetto, di poter vivere una vita normale. I presidi veramente sono di grande aiuto, noi come centro abbiamo a disposizione tutti i presidi, e va tenuto presente che il presidio che va bene a me può non andare bene magari a te, Mirella, e lo stesso vale per Rita, magari ci sarà un terzo presidio che potrà andare bene per Rita. Noi abbiamo questa disponibilità, e quindi il mio invito è di non, anche quando magari si affronta un intervento e il chirurgo dice c'è la possibilità di dover fare una stomia, non affrontarla come una sconfitta o come diciamo la fine della vita sociale, la vita tranquilla che abbiamo fatto fino adesso, ma semplicemente una piccola deviazione di percorso che può comunque portare a un bel panorama. Dottoressa Chan, quanto importante
è la comunicazione. Io al professor Gerosa, che ho avuto la fortuna di averlo ospite ancora prima che diventasse assessore, ma dopo anche come assessore, ho chiesto a lui di aprire di più gli ospedali ai giovani, di farli entrare, di fargli capire quali sono le opportunità, le diversamente patologie che si incontrano negli ospedali, ma anche tanta tecnologia, tanta soprattutto accoglienza da parte di tutti, perché nell'ospedale, come ripeto, non è il profumo della strada, c'è un altro profumo, è un profumo diverso, è il profumo della disperazione, ma anche della speranza. Questi ragazzi hanno bisogno di conoscere. Io faccio sempre l'esempio, speriamo che qualcuno lo capisca, dell'AIL, che sono appunto 20 ragazzi sono andati a visitare questo centro proprio all'ospedale e sono diventati tutti donatori. Prima non erano donatori, eppure andavano nelle scuole, facevano, forse i ragazzi hanno bisogno di toccare con mano, di essere intrigati ma nella maniera corretta. Questo lo potete fare voi all'ospedale se vi danno l'opportunità. E il professor Gerosa mi ricorda che ha detto ma certo che sì, e se qualcuno le dice che abbiamo già fatto, dica che non è abbastanza, che si può fare di più. Perciò mi sembra una buona partenza anche col professor Gerosa. Prego. Certo Mirella, allora la comunicazione è fondamentale soprattutto con i giovani. Noi siamo anche reparto scuola, tengo a sottolineare, prestiamo il nostro servizio anche agli studenti dell'università, dove abbiamo corsi di tirocinio presso la nostra unità operativa e facciamo proprio toccare con mano ai giovani anche la gestione della stomia, per esempio, l'ABC di una stomia. Da noi devono uscire che devono sapere la gestione minima di una stomia. Quindi non importante soltanto lezioni teoriche, ma anche lezioni pratiche sul paziente, lezioni pratiche anche di comunicazione al paziente, perché il paziente stomizzato, il paziente incontinente non è un paziente con il quale tu devi comunicare in un certo modo, devi trasmettere determinate sensazioni, devi trasmettere anche l'opportunità di avere un centro di riferimento che è a loro disposizione, dove loro si sentono accuditi, si sentono seguiti, si sentono proprio anche protetti. Quindi molto importante comunicare soprattutto con i giovani, comunicare il nostro sapere, anche le nostre conoscenze e insegnargli anche a comunicare con questa tipologia di pazienti che sono pazienti speciali. Presidente Trollesi, quanto importante è anche il titolo che avete dato a questa giornata che a me piace tantissimo, siamo tutti un'opera d'arte. Ecco, forse è questo bisogna puntare, far capire tramite la conoscenza, la comunicazione, un'informazione corretta da parte degli addetti ai lavori, perché si iniziano a parlare i politici, scusa sindaco, ma anche no, delle volte devono fare un passo al lato e anche indietro, perché abbiamo bisogno di capire da persone competenti anche il rispetto del nostro corpo, perché non lo conosciamo, i giovani non lo conoscono, lo trattano male perché non sanno, giocano con il loro corpo, però quando capita bisogna essere preparati. Abbiamo sentito anche ad esempio questi ragazzi che a scuola hanno imparato a usare il defibrillatore, quanto importante è stato, un po' alla volta, loro ci sono, siamo noi che non ci siamo. Poi sentiamo anche il sindaco, il dottor Novello. Prego, Presidente Trollesi. Allora, Mirella, lei ha visto la locandina, c'è una bellissima Venere di Botticelli. Rivediamo, eccola qua. Siamo un'opera d'arte, è stato fatto appositamente proprio perché vuole cogliere il senso della persona. Noi siamo unici nel nostro essere, anche con quel sacchettino che Venere di Botticelli porta sul lato, io vedo al lato destro della foto. È una cosa che è una condizione che noi abbiamo, ma ciò non toglie nulla alla bellezza della figura della Venere di Botticelli. Questo è il senso, noi siamo comunque un'opera d'arte come persone, perché il nostro corpo è stato costruito perfettamente. Quel sacchettino o quel pannolone, adesso qui abbiamo preso la Venere, ma vedrete in piazza altre opere d'arte con il catetere, con il pannolone,
hanno questo significato, l'unicità della persona nonostante la propria condizione. Questo è il messaggio che vogliamo trasmettere. Mi riferisco poi un attimo ai numeri che le ho dato prima. Quelli sono numeri di persone che sono numerate proprio perché vengono gestite a livello di incontinenza, ma non sappiamo qual è il sommerso. Ci sono tante donne che hanno partorito e hanno incontinenza, ci sono tante situazioni che la gente sottovaluta o non vuole in qualche modo comunicare. Ecco che se si facesse un lavoro di squadra con comuni e centro e associazioni potremmo riuscire a dare più informazioni e a rendere consapevoli le persone che ci sono in fase di prevenzione anche delle cure appropriate per migliorare piccole problematiche che si possono avere a qualsiasi età, anche da giovani. Questo è un tema che noi portiamo avanti da anni e stiamo facendo proprio un lavoro con il San Raffaele di Milano, stiamo cercando di rilevare attraverso una serie di comunicazioni l'incontinenza sommersa. Ecco, ci teniamo tanto a far emergere questa situazione e con il San Raffaele di Milano stiamo facendo questo lavoro. È un lavoro lungo, porterà avanti molto tempo, ma ne comunicheremo i risultati appena saremo in grado di farlo, insomma. Dottor Novello, quello che volevo anche chiedere la prossima volta, che la inviterò ancora, spero di avere anche il professor Zanus assieme anche alla dottoressa Zan, l'importanza di capire anche l'intervento. Sa perché glielo dico? Perché sia il dottor Santoro che anche la scorsa settimana il dottor Guarda Nardini della maxillofacciale hanno portato un intervento molto delicato e abbiamo visto tutti. Il dottor Nardini era un po' preoccupato perché ha detto: Mirella, guarda che è tosto questo intervento. Ho detto: ben venga, perché abbiamo bisogno di conoscere, di capire cosa fate all'interno del nostro corpo, cosa viene messo, perché la paura si vince anche così. Io mi ricordo, dottor Novello, tanti anni fa, e lo dico spesso in televisione, quando si passava davanti alla sala operatoria si toccava a ferro oppure si girava a largo, perché solo vederla faceva il terrore. Poi hanno iniziato a entrare le telecamere e un po' alla volta ci siamo abituati ad affrontare quello che è il sangue, l'operazione, tanti interventi li abbiamo visti, quei robot. Quanto importante è anche far capire l'importanza dell'intervento anche nella maniera cruda che comporta un intervento, ma per conoscere, perché io sono convinta che la paura diminuisce, perché sai a cosa vai incontro, cosa ti aspetta. Perciò la prossima volta, dottor Novello, interventi, prego. Allora, scusate. Secondo me è fondamentale, infatti una delle parti a cui personalmente, ma anche insomma comunità operativa, il professor Zanus su questo è molto pressante con noi collaboratori, è la parte di comunicazione e di acquisizione del consenso informato, che sembra una prassi banalmente legale, ma che è fondamentale proprio per quello che stavamo dicendo adesso, cioè che il paziente capisca quello a cui va incontro e sappia affrontare sia non tanto l'intervento, perché tante volte il paziente mi chiede: ma quanto dura l'intervento? Io rispondo: vabbè, ma tanto ti dormi, cosa te cambia? Cambia niente. Ma soprattutto quello che è il post, perché il paziente magari si sveglia con un tubo di drenaggio che esce dall'addome, si sveglia con il catetere, si sveglia con una cicatrice più grande di quello che si sarebbe aspettato. Ecco, se noi come operatori sanitari, come medici, siamo bravi a spiegare adeguatamente l'intervento prima, ecco che il paziente lo affronta non come una passeggiata di salute in centro a Treviso, ma quantomeno con una conoscenza più approfondita. E questo è assolutamente fondamentale. E noi dedichiamo buona parte della nostra attività preoperatoria a questo tipo di colloqui. Dottoressa Zan, quanto importante è vincere la paura? Ecco, appunto con la condivisione di quello che sta affrontando questo paziente che per la prima volta arriva, specialmente anche se è giovane. Il giovane, a mio avviso, è più terrorizzato della persona diversamente giovane, perché ha una vita davanti, ha una vita veramente che può avere tanti punti di domanda. Ecco, l'informazione, l'accoglienza su tutti i settori, la disponibilità, quanto importante è anche
anche da parte di voi addetti ai lavori? Beh, lei in particolare. La paura caratterizza sempre i nostri pazienti, che vengano per un intervento chirurgico o che vengano per una semplice visita o un esame. Abbiamo sempre i pazienti che hanno paura, e quindi qui entra in gioco l'informazione e la comunicazione, come dicevamo prima. Quindi il fatto che trovino, quando vengono al centro incontinenza, trovino sempre degli professionisti, degli operatori che li accolgono, ma soprattutto che gli spiegano quello che devono fare, ecco, già il paziente si rilassa e si mette in una condizione di serenità e di tranquillità. Quindi ribadisco, diventa fondamentale, e questo io ho cercato di trasmetterlo al mio team, di comunicare sempre e di dare sempre informazioni a qualsiasi paziente arrivi al centro. Ripeto, qualsiasi cosa debba fare, da una semplice, per certi versi banale visita, a un esame magari un po' più impegnativo, un po' più complicato. Ripeto, da quando è nato il centro, ormai sono 8 anni, abbiamo pazienti nuovi tutti i giorni, abbiamo pazienti, io dico, affezionati a noi, che a volte vengono non tanto per necessità, ma vengono per magari tranquillizzarsi di fronte a determinate situazioni che magari anche non c'entrano niente con la loro problematica. Però il fatto che all'interno del centro trovino una situazione di operatori sanitari che si mettono al loro servizio e che si mettono in una posizione di ascolto nei loro confronti, caratterizza e ha dato al centro quell'aspetto così importante all'interno di un'azienda ospedaliera, che oggi ci rende veramente orgogliosi anche di portare avanti un'attività di questo tipo, ripeto, all'interno di un ospedale. Non è così scontato, credo, trovare un'attività così impegnata e così che dà tante risposte a un'utenza che ha tanto bisogno. Sindaco Lazzarin, si parla molto di case di comunità in questo momento, di ambiti territoriali, famosi ATS. Io ho quasi tutti i sindaci con le mani nei capelli. Lei le mani dove le ha invece per parlare di queste cose, sindaco? Allora, siamo molto impegnati, è una rivoluzione, non ho alcun dubbio che possa trovare una, diciamo, soluzione nel breve termine. Insomma, stiamo parlando di qualche mese ancora, ci stiamo lavorando tanto, richiede tanto impegno da parte non solo dei sindaci ma anche degli assessori, di una struttura, di una nuova struttura che dovrà essere composta da altre figure. Ho solo con gli ATS, parlo di ATS, ho solo una piccola preoccupazione, quella di rischiare di accentrare e quindi di non avere più quel front office, quello sportello, quella figura che può essere l'assistente sociale, che quando si fa gli amministratori si capisce che è una figura buona, perché quando si parla di assistente sociale è un po', come si diceva prima, un tabù, è un sommerso, si cerca sempre, c'è una figura un po' negativa nei confronti dell'assistente sociale. Questa organizzazione può portare dei frutti, però è una nuova visione assolutamente del sociale, bisognerà un pochino abituarsi, come si farà qualche chilometro, cioè facciamo qualche chilometro per raggiungere l'ospedale, ahimè dovremo fare qualche chilometro per raggiungere il centro dei servizi sociali. Dovremmo impegnarci noi primi cittadini sicuramente a garantire la mobilità anche di queste persone in difficoltà, l'accesso ai servizi. Arzergrandi in primis, ma insomma il Veneto è virtuoso da questo punto di vista, investe moltissimo nel sociale. Il presidente Stefani investe tutto sul sociale, insomma è una battuta, ma si impegna moltissimo, e il suo primo punto è proprio il sociale, la prevenzione, molto attento e sensibile, quindi devo dire che se noi siamo chiamati a fare gli straordinari, sicuramente un risultato sono positivo ci sarà. Bisogna comprenderlo, non è così semplice,
e dobbiamo adattarci. Sa, Sindaco, che io invece sono preoccupata come lei, perché sono anni che tentano di far partire questo importante centro che sono appunto gli ATS, ma non è che diventi un altro carrozzone, perché di carrozzoni ne abbiamo, Sindaco, dobbiamo parlarne di queste robe, siccome sono soldi pubblici, l'ho detto. Ecco, io vorrei anche capire che poi non ci ritroviamo, ecco, nella situazione che ha spiegato anche prima Rinaldo, che arrivi e non c'è personale perché abbiamo pochi medici. Adesso è vero che c'è stato questo accordo tra i medici di medicina generale, che sarebbero i medici di famiglia, e la regione. Bisognerà vedere se lasciano lavorare questo presidente, questo giovane presidente che ha messo al primo posto il sociale, perché sa, ci sono i colombi e i falchi. Qualcuno mi ha detto: guarda Mirella, che ci sono anche le colombe, beh, sono falchi, i falchi sono colombe, perciò bisogna stare molto attenti, perché è un terreno minato il sociale, non c'è niente da fare, Sindaco. Lei lo sa benissimo, non a caso io la invito, perché è una persona sensibile, sa come funziona a Sveglia Veneto. Ma Stefani è un aquilotto. No, è in gamba ragazzo. È giovane, ma meglio, però è forte. No. Perciò lei è fiducioso? Preoccupa, sì, sicuramente preoccupa, sono d'accordo con te, perché un altro ente ha bisogno di nuovi responsabili, nuovi direttori, nuovi coordinatori, e quindi quando si è nuovo ci sono anche nuovi stipendi e nuovi costi, sicuramente. Ci preoccupa un po'. Questo deve essere solo un motivo per dire che sarà virtuoso come servizio, ecco, quindi vediamo sempre dal punto di vista ottimistico anche questa nuova avventura e diciamo questa nuova struttura. Sindaco, lo facciamo così, io vedo il bicchiere mezzo vuoto, lei vede il bicchiere mezzo pieno, così insieme riusciamo a trovare l'equilibrio. Sentiamo anche questo giovane medico, il dottor Simone Novello, cosa ne pensa invece, perché anche lei è una persona, anche lei vive la società, certo, perché sì, medico, ma è anche una persona. Come vede lei la situazione proprio da giovane medico? È un po' difficile rispondere a questa domanda, nel senso che ci sono tantissimi problemi e ci sono anche moltissime persone che stanno cercando di risolvere questi problemi. E ovviamente la grande difficoltà nasce dal fatto che la popolazione sta invecchiando, l'aspettativa di vita in Italia è la più alta nel mondo, e questo anche grazie, insomma, all'impegno di tutte le figure che lavorano nel sociale. Sicuramente il sociale è una grande sfida e da medico, ma soprattutto da cittadino, sono contento che il Presidente abbia preso a cuore molto questo aspetto, che secondo me farà la differenza tra una società che tira avanti e una società che vive bene tutti insieme. Perciò lei ha fiducia di questo nuovo Presidente della Regione che sta cercando con tutte le sue forze di far capire l'importanza del sociale anche alla squadra che ha preparato? Beh, siamo quasi coetanei, perché tra me e lui passano 2 anni, quindi è giusto dare fiducia a questo nuovo Presidente che si è messo in gioco pur con un'età molto giovane, come è giusto dare fiducia a tanti altri giovani che si mettono in gioco su tanti aspetti, perché alle volte l'essere giovani, come diceva anche il Sindaco, non è un difetto, ma può essere un gran vantaggio. Guarda, bravo dottore, bravo dottore. Sicuro arriverà anche là a fare questa giornata importante per le stomie, Sindaco. Vede, dottore, quello che io penso che diceva sempre il dottor Francesco Benazzi quando l'avevo ospite, lui difendeva i giovani medici con tutto se stesso, bisogna dirlo. Lui spiegava: guardate, questi sono veri medici, ma cosa dottorini? La cosa che lo faceva arrabbiare di più è quando chiamava il dottorino. Quale dottorino? Questi hanno un'esperienza incredibile. Ecco, siete molto preparati, io vedo questo. Ecco, dica qualcosa, dottor Novello, alle persone che ancora sei giovane, qui ho cosa avuto che sappia curarmi, dica qualcosa, perché la vostra preparazione, io sono convinta, io vi inviterei tutti i giorni, perché siete preparati, sapete dialogare, siete positivi, siete dei creativi, non è che per sviolinare, ma è così, e soprattutto sapete parlare in modo semplice alle persone, cosa non facile dai famosi baroni di una volta. Prego, dottor Novello. Beh, allora, come dire, sicuramente la formazione di un medico
è un percorso molto lungo, questa è una cosa che si sa, per cui quando una persona trova davanti un medico in un ambulatorio sa che trova davanti una persona che dopo essersi diplomata ha studiato per 6 anni, ha superato un esame di abilitazione statale, ha studiato per altri 4 o 5 anni a seconda del percorso di specializzazione intrapreso e molto probabilmente ha dedicato altro tempo ed altri anni della sua vita alla formazione, perché in realtà il nostro percorso non ha mai una conclusione, c'è sempre un aggiornamento costante perché la ricerca va avanti anche grazie a figure universitarie come può essere anche il professor Zanus, il mio direttore, che portando avanti la ricerca, portando avanti la conoscenza, impongono a tutti noi medici di doversi sempre aggiornare. Quindi è vero che io, che sono giovane, ho molto ancora da imparare, però è anche vero che tutti noi abbiamo sempre da imparare. Io come sport insomma sono un judoka e la cintura nera per noi è sempre stato un arrivo che però è anche un punto di partenza. Ecco, per noi è sempre così, la specializzazione è il punto di arrivo, certifica delle competenze, ma quando avete davanti un giovane medico sapete che quelle competenze non saranno quelle che su cui si baserà tutta la sua vita lavorativa. Ci sarà sempre un aggiornamento, quindi magari fra 6 mesi, quando ci rivedremo in ambulatorio, avrò studiato qualcosa in più e questo secondo me è quello che bisogna sapere quando si viene Dottor in ambulatorio da noi. L'importanza di lavorare nel pubblico a differenza del privato, perché il pubblico secondo me è una scuola di vita e di preparazione enorme, non la trovi nel privato. Quanto è importante lavorare in un ospedale pubblico? Allora, io non credo che sia importante tanto dal punto di vista della formazione personale. Io credo che lavorare nell'ospedale pubblico sia importante per le persone per le quali lavoriamo. Io sono un forte sostenitore della sanità pubblica e lo dico e lo ripeterò finché ne avrò fiato ed è giusto perché io credo che ogni persona, a prescindere dal reddito, a prescindere dalle competenze, a prescindere dalla storia personale, debba avere accesso alle migliori cure possibili. E soprattutto per un giovane l'ospedale pubblico non deve essere visto come una palestra e come un trampolino per poi raggiungere l'ospedale privato ed è giusto che le persone sappiano che tanti giovani hanno voglia di non vedere l'ospedale pubblico come un trampolino, ma come un posto dove investire il proprio tempo, la propria preparazione per poter offrire un servizio che sia del più alto livello possibile. Sentiamo anche la dottoressa Alzam l'importanza di lavorare nel pubblico. Prego, dottoressa. Sì, condivido quello che ha detto il dottor Novello. Ovviamente lavorare nell'ospedale pubblico è sicuramente io lo ritengo un privilegio perché ci dà la possibilità di acquisire tante competenze, di lavorare a fianco, almeno per quanto mi riguarda, di tanti professionisti. Io ormai ho un'età, ho iniziato giovanissima all'interno dell'azienda ospedaliera trevigiana e oggi posso dire con orgoglio e con soddisfazione che ho tutto quello che posso sapere oggi, io l'ho acquisito nell'arco di questi anni di tempo proprio a fianco a dei grandi professionisti. Ecco, non lo so se avessi lavorato per un'azienda privata, se oggi potessi dire le stesse cose. So che oggi, dopo 37 anni quest'anno di ospedale, posso dire di essere soddisfatta del livello raggiunto, delle competenze che ho raggiunto e ringrazio per questo tutti i professionisti che ho affiancato nell'arco di questi anni che mi hanno resa oggi la persona che sono. Quindi per me ospedale pubblico sempre, sanità pubblica per sempre, ospedale di Treviso anche dove ho, ripeto, acquisito tantissime competenze e ringrazio oggi ancora i professionisti, ripeto, che mi hanno così creata. Lorenza da Mestre, vai Lorenza! Buongiorno Mirella, lei e i suoi ospiti. Ciao. Io volevo fare un piccolo intervento a riguardo della maculopatia sudativa e secca. Allora, io sono già 5 anni, ho iniziato a 69 anni a avere questa cosa qui. Adesso ho la cataratta e ci vedo torbio. Cioè, nel campo della ricerca della maculopatia, mi pare che siamo un po', come posso dire, in parole povere Mirella, indietro, ecco, nel campo della ricerca.
Allora, alcuni medici dicono che è degenerativa, cioè è familiarità da parte dei genitori e dei nonni. Io la familiarità non l'ho mai avuta né dai nonni e né tantomeno dai miei genitori. Però ho notato anche questo, quando io vado a farmi di queste benedette iniezioni ormai quasi da 5 anni, che è una via crucis, ho notato che ci sono anche gente più giovane. Allora mi chiedo e mi domando, nel campo della ricerca per la retina c'è qualcosa? Perché a me mi sembra un business questi, gente che da 10 anni fanno queste iniezioni. Mirella, vogliamo chiarezza in questo campo qui, per non parlare di altri campi. Ti ringrazio Mirella, te e gli ospiti. Grazie Lorenza. Dottoressa Ciancio che voleva rispondere. Signora, le rispondo perché purtroppo per familiarità conosco questa malattia di cui sono state colpite la mia nonna, è stata colpita la mia mamma, le mie zie e purtroppo la mia famiglia. Allora ho fatto delle ricerche a livello personale e il centro di riferimento per questa malattia è l'ospedale di Napoli, il Policlinico di Napoli, con la professoressa Simonelli, che è un'alta esperta di queste malattie. Purtroppo ad oggi la ricerca non può fare grandi cose ancora, ha fatto dei passi da gigante rispetto al passato, che non c'erano neanche le iniezioni intravitreali, oggi ci sono e danno un po' di supporto. Scusi dottoressa, cosa sono queste iniezioni? Perché è la prima volta io che le sento, così spieghiamo bene. Sono delle iniezioni che vengono fatte all'interno della macula, è un prodotto che viene iniettato e secondo la ricerca appunto dovrebbe un po' bloccare quello che è l'avanzamento della malattia. Non lo possono fare tutti perché la maculopatia non è solo maculopatia di una categoria, ma possono essere colpite persone per vari motivi e quindi a seconda di quella che è l'origine di questa malattia poi c'è una cura specifica. Per la maculopatia secca purtroppo non ci sono cure al momento, c'è solo la prevenzione che viene fatta con degli integratori, viene fatta con un certo tipo di stile di vita e di alimentazione. Ripeto, il centro di riferimento è a Napoli, se vuole prendersi nota signora, il nominativo di riferimento è la professoressa Simonelli e è un centro di riferimento universitario accessibile a tutti, quindi si accede attraverso impegnativa del medico di base ed è assolutamente gratuito anche la consulenza. Spero di averla in qualche modo aiutata. Direi proprio di sì. Dottore, so che voleva aggiungere qualcosa. Sì, io ovviamente non ho le competenze perché non sono un oculista per rispondere alla domanda dell'ascoltatrice, però vorrei fare una parentesi sulla ricerca in generale. La ricerca purtroppo è un percorso lungo, è una ricerca per l'appunto fatta di tantissimi vicoli ciechi e che ha bisogno di grandissimo sostegno. E io ho amici strettissimi che lavorano nel campo della ricerca e che hanno scelto di non allontanarsi dal nostro paese pur di fare ricerca qui in Italia e quasi ogni sera quando ci ritroviamo ci racconta di quanto sia difficile. Poi ce lo racconta però, dottore, cosa dicono queste persone. Sì, perché adesso dobbiamo andare assolutamente in pubblicità. Allora io vorrei anche capire con la dottoressa Cian, prima di andare anche sia dal sindaco Filippo Lazzarin che dalla presidente Trollese, l'importanza di quello che abbiamo detto per coinvolgere le persone ad arrivare, sarete in questa piazza, poi sentiremo la presidente Trollese, ma soprattutto capire cos'è la stomia, capire l'importanza di conoscere e di fare prevenzione. Prego. Sì, allora, innanzitutto volevo sottolineare appunto la collaborazione con i comuni che abbiamo, soprattutto noi a Treviso con il comune di Treviso, che ci dà sempre la possibilità di accedere alle sue strutture per dare informazione. L'informazione è fondamentale perché dà la possibilità alle persone di venire a conoscenza di, anche all'interno della struttura ospedaliera, in questo caso di
Treviso, l'opportunità di avere un punto di riferimento. Quindi per quanto riguarda i pazienti stomizzati, abbiamo all'interno dell'ospedale un ambulatorio completamente dedicato alla stomia, con personale specializzato, quindi con delle enterostomiste che hanno un master proprio in stomia ed hanno altissime competenze per la gestione. Gestiamo il paziente nella sua totalità, ma soprattutto anche nella fornitura dei presidi. Quindi redigiamo i piani terapeutici, che sono quella parte burocratica che dà la possibilità al paziente di ricevere a casa i presidi, come diceva prima il dottor Novello, perché il presidio che può andare bene a me non va bene magari per un altro paziente o per un altro paziente ancora. Quindi noi studiamo qual è il presidio più idoneo e poi redigiamo questo piano terapeutico che gli dà la possibilità di ricevere i presidi addirittura a domicilio, oppure li ricevono presso la nostra struttura e poi li ritirano e vengono comunque a fare le visite di controllo. Quindi importantissima la prevenzione, importantissimo il rapporto con i comuni che ci danno la possibilità di dare informazione alla popolazione e importantissimo il servizio che noi offriamo all'interno dell'azienda. Un servizio che ha un percorso ben preciso sia per i pazienti stomizzati sia per i pazienti incontinenti. Ecco, vorrei dire ai telespettatori qual è il modo per ricordare, il modo per accedere alla struttura ospedaliera. Molte persone non lo sanno. Allora, innanzitutto il nostro riferimento principale è il medico di medicina generale, quindi il nostro medico di base. Il medico di base redige un'impegnativa con richiesta specifica di visita proctologica per quanto riguarda l'incontinenza fecale o visita urologica, uroginecologica per quanto riguarda l'incontinenza urinaria, e l'accesso è direttamente al centro. Direttamente al centro il coordinatore del reparto spiegherà al paziente il percorso e lo prenderà in carico. Vediamo se c'è ancora, è collegato o è già scollegato? Sindaco, so che lei deve scollegarsi perché è impegnato, come ci saluta? Sì, vi saluto e come diceva la signora dottoressa appena adesso, Dottoressa, nei comuni troverete le porte aperte perché ho appena inviato il mio bigliettino da visita a Mirella, quindi può tranquillamente prendere i contatti con me, direttamente con me o con la mia segreteria. Davvero iniziamo ad allargare un po' i confini perché dobbiamo fare comunicazione, ovviamente sensibilizzazione per questo importante tema. Grazie per quello che fate, grazie Mirella per il tuo prezioso invito e complimenti, continua così perché dai voce anche a chi purtroppo tante volte la voce ce l'ha ma non gliela fanno Sindaco, usare. lo dica qualcuno, Sindaco, come buono lei con Mirella. Grazie veramente, grazie Sindaco, buona giornata e grazie per aver capito e perché l'avevo invitata, perché io sapevo della sua sensibilità. Grazie Sindaco. Abbiamo Daniele da Vedelago, vai Daniele. Pronto, buongiorno. Aspetta, fermo, intanto salutiamo la mamma di Daniele che è una nostra veramente appassionata ascoltatrice e intanto salutiamo la mamma di Daniele. Vai Daniele. Mamma ti ha salutato, io. Allora, mi domando, ho una nonna qua di 93 anni e non vede suo figlio da cada famiglia. Ma io ho visto i due sorellini con dietro cada famiglia. Ma mi domando, ma se tutti voi altri vi portate in cada famiglia, come andiamo a finire qua? Quanti skate gira? Skate. Digli famiglie, digli papà, digli mamma, non terminare famiglie così dai minori. Che fate shock. Mirella, aiutami, vieni a trovare. Ciao. Ciao Daniele. Sì. Allora sì Daniele, capisco la tua riflessione, però sono cose molto molto delicate dove Mirella non può assolutamente intervenire, però mi fa piacere che hai fiducia e soprattutto questa mamma, mi raccomando, e se hai bisogno la Mirella invece c'è. Detto questo, dottore, io volevo invece chiederle, prima si parlava di giovani, di ricercatori, come mai c'è stato questo esodo secondo lei di giovani dottori? Perché sì, poi ritorno, ma intanto sono andati via, anche perché abbiamo le migliori università, uscite preparati non bene di più. Ecco, com'è la situazione? Come la vede lei, dottore? Io rispondo con gli occhi del giovane più che del medico, nel senso che purtroppo questa è una realtà che
prende tutti quanti, non solo i medici, non solo i ricercatori, ma anche gli ingegneri, anche altre figure professionali che si formano e si formano bene in Italia, nelle nostre università, su cui lo Stato investe, perché in realtà le tasse universitarie che una persona paga non coprono tutto il costo della sua formazione, ma che poi per difficoltà a trovare spazio qui da noi, ma anche opportunità lavorative adeguate, scelgono di allontanarsi. Questo credo che sia una cosa che è stata detta tante volte e che la mia generazione, ma soprattutto la generazione successiva, i ragazzi nati dal 98 in poi, vivranno in modo molto importante. Ma cos'è la passione per un medico? Perché io sono convinta che se uno è proprio appassionato fa anche fatica a partire. Certo non è semplice decidere, anche perché, ripeto, io ho un'amica che appunto qui prendeva 2.000 euro e in Germania ne ha dato 5.000 con l'alloggio, capite bene che sono, specialmente per un giovane medico, un giovane ricercatore, sono numeri che devono far riflettere questo. Poi se sono molto bravi se li tengono con cura, e perciò c'ha. Cos'è la passione per un medico, dottore? La passione per un medico, ma credo che valga un po' per tutti, è la voglia di far sempre meglio e la voglia di fare, nel mio caso, la voglia di fare del bene. E la realtà è che purtroppo chi si allontana dall'Italia non lo fa in cerca di un'opportunità migliore, ma va a fare quello che farebbe qui in Italia. Cioè il medico che va via dall'Italia, il ricercatore che va via dall'Italia non va a fare il lavapiatti piuttosto che il pilota, piuttosto che altre cose, va a fare il medico o il ricercatore in altri posti. E questo è un peccato, perché investire 11 anni di vita, parlo per la persona, ma anche 11 anni di soldi pubblici per formare una persona, per poi vederla lavorare in un altro stato a fare la stessa cosa che farebbe molto più volentieri qua, che perché insomma noi italiani siamo molto legati alla famiglia, alla cottola della mamma sostanzialmente, e è sempre difficile allontanarsi, però lo si fa perché magari trovi una possibilità di fare quello per cui hai studiato e che ti piace fare in condizioni più semplici. Meglio di così non poteva spiegarlo. Allora, Presidente Trolisi, come ci saluta? Rivediamo la locandina, ecco quale messaggio, cosa succederà venerdì, ripetiamolo, ecco, cercate di uscire, di andare a vedere chi può, perché è importante, è una prevenzione importante fatta sul campo. Prego, Presidente Trolisi. Allora, ricordo che siamo venerdì prossimo 26 dalle 9 alle 13 in piazzetta Aldo Moro con il personale sanitario del centro di terzo livello del Cafoncello, proprio per rispondere ai pazienti cittadini che volessero approcciarsi per avere informazioni di qualsiasi tipo. Detto ciò, volevo un attimo riagganciarmi alle importanti parole della dottoressa Cianna, perché ricorrono spesso in questa trasmissione informazione, conoscenza, comprensione, eccetera. Questo è quello di cui hanno bisogno i cittadini, siano essi incontinenti o stomizzati o no, hanno bisogno di informazioni, cioè il cittadino ha bisogno di capire dove può trovare le migliori cure per le sue patologie. Questo è fondamentale, questo è quanto io voglio dire ai comuni e alle varie ASL e i centri di riferimento, proprio perché si deve fare un lavoro di squadra, abbiamo bisogno di dare informazioni corrette. L'altro tema che si aggancia come informazione è proprio l'automutuo aiuto. Questa cosa che sta decollando a Padova è decollata a Mestre con la nostra associazione. Abbiamo anche la locandina dell'automutuo aiuto, la vediamo anche la locandina. Prego, prego, Presidente Trolisi. È fondamentale per i pazienti condividere con altri la propria condizione. Perché io che tengo l'automutuo aiuto in vari centri comprendo molto chiaramente le difficoltà di accettazione, le difficoltà sotto il profilo sessuale, perché all'interno di queste discussioni fra pazienti stomizzati o incontinenti emergono tra le righe le difficoltà, quelle difficoltà che non racconti in famiglia, quelle difficoltà che fai fatica a dire anche al tuo medico di base. E quindi l'automutuo aiuto prima, durante e dopo anche un intervento o una condizione di incontinenza è fondamentale perché ci si confronta in maniera inizialmente un po' timida, poi diventano discussioni molto aperte fra i pazienti e questo è molto importante.
oltre all'informazione che giustamente la dottoressa Chan diceva è fondamentale dare. I pazienti e i cittadini hanno bisogno di sapere dove curarsi bene. Abbiamo Iole da Voi Uganeo. Ciao cara Iole. Buongiorno Mirella, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire solo una cosa Mirella, un attimo. A proposito di incontinenza, tu sai la situazione di Romano che è in coma da 23 anni, che naturalmente di incontinenza ne parliamo a volontà finché vuoi. Se tu vuoi credere, l'anno scorso mi hanno telefonato, mi hanno tolto la cerata perché hanno detto che ha il materasso antidecubito e non ne ha più diritto. Pensa a te, dopo 23 anni essendo in coma, loro hanno detto che non ha più diritto di avere la tela cerata, perché non ne ha più diritto, non ne serve più probabilmente, e quindi me le devo comprare. Ti sembra che sia normale una cosa del genere? No. Secondo te No. è normale? No, anche perché conosco la tua situazione, conosco Romano. Perché ha il materasso antidecubito. Pazzesco. E se hai il materasso antidecubito non può avere il cuscino antidecubito, uno dei due te lo devi comprare. Questo ti dicono. Basta così, Iole? Sì, sarebbe da scrivere, sai che sarebbe da polemizzare tanto, ma lo so. no, voglio entrare solo nel particolare che oggi trattavi, insomma, l'incontinenza, tutto lì. No, hai fatto bene anche a chiamare Iole perché tu sai quanto... Questo è un problema che mi riguarda anche personalmente, Esatto. perché sai che con la frattura che ho avuto io, all'inizio avevo questo grosso problema, che poi pian pianino va e viene, però c'è. Capito? Grazie Iole. Presidente Trollese, è possibile, veramente poi lo chiedo anche alla dottoressa Chan, cercare di aiutare questa mamma che ormai la schiena non la regge più, che è in carrozzina anche lei, questo figlio che vegeta ormai dopo un incidente stradale da quasi 30 anni. Ecco, lei se lo accudisce a casa, è da sola, non ha i presidi che la legge prevede purtroppo, perché non c'è personale, non c'è, però per legge lei ha diritto ad avere queste cose. Io ho dovuto prendere un avvocato, l'avevo allo studio Pavanetto, per seguire Iole, perché lei non ce la fa più, io la vedo, lei lo tiene bene di più, però le forze mancano, lei, la schiena non la regge più, non ha nessun supporto. Ma è mai possibile, Presidente, che quello che prevede la legge poi non è applicato perché manca il personale, perché non ci sono i soldi? Addirittura arrivavano a casa di Iole senza i presidi perché non li avevano. Ma è normale una cosa del genere, nonostante la legge lo preveda, Presidente? Non sarebbe assolutamente normale. Io non conosco la situazione di questa signora Iole, ho tante situazioni che sto gestendo presso le varie ASL, in MULS 3 e in altre ASL, di persone che hanno situazioni piuttosto imbarazzanti. Bisogna capire bene la situazione e poi forse non serve un avvocato, ma possiamo cercare di risolverla. Se lei riesce a darmi i contatti, vedo cosa posso fare attraverso le varie direzioni, generale o sanitaria, per comprendere la situazione un po' meglio e cercare di aiutare questa signora. Ho avuto varie casistiche anche di persone che avevano problemi con i presidi, non venivano erogati, non avevano diritto a questo, non avevano diritto a quello. Naturalmente l'ente pubblico si attiene a quello che è previsto dai LEA e quello che non è previsto teoricamente non te lo dà. Però ponendo la situazione della persona sotto l'occhio di ingrandimento di determinate strutture, possiamo provare a capire come risolverlo. Non è corretto che la signora Iole debba pagarsi un sacco di presidi che potrebbero essere erogati. Bisogna capire un po' meglio, se lei mi fa avere... Sì, provo anche questa, le abbiamo provate tutte, guardi, una più, una meno, pensiamo anche di provare anche con questa associazione. Proviamo, vediamo perché... Noi abbiamo anche all'interno della nostra associazione abbiamo anche un avvocato che spesso ci aiuta a risolvere delle problematiche piuttosto toste. Se mi dà il numero cerco di capire meglio, perché così come l'ho sentita
sembra una cosa normale, hai il letto antidecubito, quindi non hai diritto a questo, però bisogna capire la situazione della signora un po' meglio, dopodiché si vede che strada intraprendere. Mi capitano spesso queste situazioni, ce le segnalano anche dalla nostra FAIS nazionale, che è la nostra associazione nazionale di persone che non sanno dove rivolgersi, ecco che troviamo sempre... Sì, ma vede Presidente Trolles, il problema è che ho avuto anche il sindaco è responsabile della salute dei propri cittadini, è lui che si deve muovere per primo col medico di famiglia, appunto. Iole deve avere quello che le serve, servono 2 persone che una volta alla settimana o 2 volte alla settimana vadano a girare questo ragazzo e vedano cosa ha bisogno Romano, punto. Iole non chiede la luna, chiede 2 persone che le aiutino con questo ragazzo, perché è 1,90 m e pesa 80 chili, lo tiene benissimo, ma non ce la fa più, poveretta, non ce la fa più, aspettiamo cosa? E non abbiamo neppure una struttura adeguata per Romano, questa è la verità, non ci sono le strutture adeguate. Valeria da Treviso, vai Valeria. Cara signora Mirella, io aspettavo la sua telefonata. Valeria chi sei? Valeria, sì, Ciappia, Valeria chi sei? Dimmi. Che io aspettavo la sua telefonata. Ma chi sei Valeria? Quando mi hai chiamato come faccio a ricordarmi tutto? Dimmi chi sei, Valeria chi? Valeria chi? Non te lo dico direttamente, mi hai chiamato e mi hai detto ti chiamo il mercoledì, è passato un mese. Allora cara Valeria, il tuo caso l'ho segnalato ai servizi sociali, no? Non ho fatto niente. Io non posso fare più di tanto, è inutile che vi arrabbiate, io sono una conduttrice televisiva, ho un banco solidale, più di quello io non posso fare, sono situazioni che devono risolvere i servizi sociali, l'ho segnalato, il mio dovere l'ho fatto, se non ti hanno chiamato e non sono venuti non è colpa certo di Mirella, il tuo caso l'ho segnalato e non devo essere io a richiamare te per dire cose che non posso dire e non so dire. Ciao Valeria e grazie. Dottoressa Cian, come ci saluta? Ormai il tempo è terminato, cosa vuole dire? Tante guerre, tante battaglie? Sì. Ricordo sempre al pubblico che l'ospedale c'è e che noi cerchiamo appunto nel nostro piccolo di dare un servizio di competenza e di aiuto a tutte le persone incontinenti e stomizzate. L'accesso presso l'azienda ospedaliera l'ho ricordato prima, quindi lo ripeto attraverso sempre il medico di medicina generale, ricordatevi, con impegnativa accesso diretto al centro incontinenza presso l'ospedale Cafoncello di Treviso. Io dico sempre primo piano, ascensore 23 vicino al pronto soccorso. Ci trovate lì e di qualsiasi cosa avete bisogno. Se non riuscite a raggiungere l'ospedale mi potete anche contattare telefonicamente, ripeto il numero che è lo 0422 322 435 tutti i giorni. Che è un numero importante. 0422 perché sai sono un po' lentini a casa. Certo. 322 435 tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 8 della mattina alle 16 del pomeriggio. Adriano da Campalto, poi saluto gli ospiti. Vai Adriano. Sì, buongiorno Mirella e anche i suoi ospiti. Buongiorno. Ho sentito una telefonata molto triste che mi è dispiaciuto moltissimo sinceramente, perché il discorso è questo, no? Allora, è giusto che ci siano dei direttori, dei responsabili, e capisco però anche una cosa, no? Che non ci sono mai soldi per noi poveri, diciamo poveri perché ormai stiamo diventando sempre più poveri noi, va bene? E trovo che dopo sento per televisione, TV private, nel senso come la 7, la 5 o la 4, no? Che addirittura fanno il regalo a chi specula di più, chi risparmia di più sopra la povera gente, e senti addirittura che danno 24.000 euro, 25, ma non si potrebbe con quei soldi lì, visto che sono già stipendiati, dico, di poter aiutare almeno le persone più povere? Perché dobbiamo dare 25.000 euro? Io quando andavo a lavorare non mi hanno mai fatto regali così, sinceramente. Capisco, però chi dobbiamo prendersela sempre con quello che è il più povero, e questo è vergognoso, voglio dire. Allora,
Io capisco che è giusto far risparmiare tutto quello che si vuole, però è anche giusto che nel momento che questa persona ha lavorato una vita, ha tirato su una famiglia, si è data da fare, di poter dare una mano, insomma, ecco, tutto qui. Capito? Grazie Adriano. Vedi Adriano, di solito è un problema anche non solo economico, ma è un problema sociale importante. Quando sono casi delicati io non posso intervenire, non sono un familiare, io non posso risolvere i problemi. Loro poverini, io so che mi chiamano, poi io chiamo chi di dovere perché li chiamo, faccio la segnalazione, ma più di questo poi io non posso fare. Non posso, Adriano, inoltrarmi oltre o promettere cose che non possono o che non posso fare, perché sono situazioni delicate, sono situazioni che non c'entrano delle volte i soldi, sono aiuti diversi che devono dare, ma non li devo e non posso darli io, ripeto, non essendo familiare, non mi dicono neanche cos'è, giustamente, che c'è anche questo che è da dire, non posso sapere le situazioni familiari, posso sapere quello che mi racconta la persona, ma dopo non posso andare oltre, perciò il mio aiuto si ferma qua, più di fare la segnalazione poi c'è chi di dovere che dovrebbe chiamare. Detto questo, dottore, come ci saluta? Vi saluto ringraziandovi per l'invito e per la possibilità che ci avete dato. Porto anche i saluti del nostro direttore, che è il professor Zanus, che dirige la chirurgia 2, che è il reparto a cui noi come centro afferiamo e che purtroppo non ha potuto esserci per altri impegni. E noi siamo lì, ci trovate lì e siamo a vostra disposizione per aiutare chi ne ha bisogno. Dottoressa Chan, come ci saluta? Vi saluto ricordando a tutti l'incontro venerdì in piazza Aldo Moro a Treviso. Ricordatevi che appunto l'associazione assieme all'azienda ospedaliera sarà presente nella piazza e usciamo allo scoperto, non vergogniamoci. Cerchiamo una soluzione se c'è un problema. Grazie anche alla Presidente Trollis di essere stata con noi, grazie al Sindaco Filippo Lazzarin di Arzagrande di essere stato con noi, grazie agli ospiti in presenza, pubblicità. Ed è arrivato Marco Toresan, associazione APS, adesso spiegherà, parleremo ancora prevenzione, lui ha un'astomia, ma è una persona che ha avuto sempre il coraggio di metterci la faccia, di dire le cose che non andavano anche nei posti di lavoro, perché è fondamentale per loro anche lavorare. Allora Marco, cosa succederà in questa settimana? Abbiamo sentito venerdì in piazza Aldo Moro, ma non solo in piazza Aldo Moro, anche a Monastier e anche in altre realtà. Prego Marco. Allora, la nostra associazione è dai primi di giugno che sta bazzicando tutti i presidi ospedalieri da Monsellice, Piove di Sacco, Cittadella e l'azienda ospedaliera e Monastier di Treviso, perché stiamo promuovendo la campagna di sensibilizzazione dell'incontinenza fecale e urinaria. Allora, questa campagna è stata ideata dai medici specialisti in collaborazione con la rete delle associazioni, che c'è anche l'associazione AISVE, ATIS e Company, la rete utenti per caso e la rete dei comuni. Perché? Perché crediamo che più campagne di sensibilizzazione facciamo e nel territorio, più la gente si prende cura di sé. È fondamentale che chi ha problemi di incontinenza deve vivere una vita serena, tranquilla, beata, pacifica, come fosse una persona normale. E a Monastier di Treviso il 25 giugno, fra due giorni, inauguriamo la panchina dell'incontinenza, una panchina blu presso un presidio ospedaliero. Il primo presidio ospedaliero è stata l'azienda ospedaliera di Padova, adesso tocca a Monastier di Treviso, però anche il comune di Mogliano Veneto i primi giorni di luglio inaugurerà la panchina dell'incontinenza, anche il comune di Abano Terme. Ma non abbiamo fatto solo questo come rete di associazioni, abbiamo cercato i comuni, i nostri amici che ci sostengono in queste campagne solidali, che oltre a mettere un post su Facebook
chi ha la possibilità illumina il palazzo comunale o l'edificio comunale o un monumento comunale. Perché questo? Perché crediamo che anche la nostra patologia sia importante di fare sensibilizzazione nel territorio. Noi siamo fortunati che abbiamo il centro di incontinenza qui di Treviso che ci supporta, il centro di incontinenza dell'azienda ospedaliera che ci supporta, la provincia di Treviso, la provincia di Padova, i comuni delle province e anche la regione Veneto sta cominciando a supportarci. Perché? Perché crediamo che oltre all'inclusione sociale, chi deve andare in bagno per le stomie, il comune di Silea ha inaugurato il primo bagno stomie e adesso anche la rete dei comuni limitrofi a Silea comincia a progettare questi bagni stomie. I bagni stomie vengono finanziati con i progetti PEBA, sono l'abbattimento delle barriere architettoniche. Lo Stato italiano ha messo un X soldi a bilancio ed è giusto che i comuni facciano anche questo. Perché? Perché un disabile in carrozzina o fa fatica a camminare molte volte ha difficoltà ad accedere ai luoghi, alle città, alle piazze, perché ci sono le barriere architettoniche. Noi come associazioni delle reti di disabili stiamo rompendo le scatole ai comuni. Perché? Perché queste barriere devono essere tolte. Noi abbiamo chiesto anche al comune di Padova, adesso lo posso fare il nome, al sindaco Giordani, che il pass disabili per le persone con disabilità venga anche erogato in forma con deroga alle persone con stomie. Lui ci ha detto di no subito, senza capire nel ma, nel bene, nel forse. Ok, noi siamo stati in silenzio, abbiamo accettato il no, però questo no a noi non ci piace, perché anche noi abbiamo una disabilità nascosta, che quando si toglie il presidio sanitario, dov'è che andiamo a camminare, che facciamo il macello per terra, sa da puzza e cose. E lui ci ha proprio rifiutato dicendo che la legge così comunale bla 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 non si può fare. Mentre adesso avete fatto un passo in avanti, noi abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo fatto che venga questa delibera comunale, che venga fatta una riunione con la consulta sanitaria del comune e adesso saremo convocati a breve, perché questo no a noi non ci piace. Noi dobbiamo, non dico arrivare al sì, però arrivare a un compromesso, perché il comune di Venezia lo ha fatto, il comune di Napoli lo ha fatto, il comune di Bari lo ha fatto, Milano, altri comuni l'hanno iniziato a farlo. Perché Padova ha detto di no? Perché è una città storica, a noi non ci interessa, noi abbiamo difficoltà quando abbiamo la stomia piena. Ma senti Marco, tu ti sei sempre battuto indipendentemente per quello che sei e per la stomia che hai per gli altri, perché hai sempre detto quello che è capitato a me non deve capitare agli altri, perciò noi tutti ti diciamo grazie, perché guardate che quello che fa questo uomo voi non avete idea, quanto ci mette del suo per cercare di aiutare gli altri, ma soprattutto la tua battaglia nei posti di lavoro. Sì. È stata una battaglia fondamentale, sei riuscito a vincere la guerra perché non funziona più come una volta nei posti di lavoro per gli stomizzati. Prego Marco. Allora, all'inizio quando ho fatto la stomia avevo incontinenza, c'era un po' di... Quanti anni avevi? Racconta un po'. Avevo 25 anni, più o meno 25 anni. Che avevo questi problemi. Allora nell'ambiente di lavoro dove lavoravo prima di avere la malattia, dopo quando hanno scoperto che avevo una malattia degenerativa, ciao, arrivederci, qui a Silea. Invece dopo tramite le categorie protette, sono andato un invalido civile abbastanza importante perché ho più patologie sanitarie, mi hanno assunto come categoria protetta dove sono adesso, che momentaneamente posso dire ancora grazie all'azienda. Però non ho fatto solo questo, visto che la legge italiana diceva che le persone con stomie devono avere un bagno riservato ad hoc e un posto agile, all'inizio dell'azienda facevamo anche un po' fatica a sentirci su questa cosa qua. Però ci sono riuscito, ma non ci sono riuscito solo per me, ma anche perché anche le altre persone con disabilità che sono state assunte hanno un lavoro un po' più agile, un po' più tranquillo, perché non è la legge, è proprio il nostro problema sanitario, che stare magari davanti a una macchina in piena produzione con il caldo non si può, perché abbiamo altre patologie, ed è giusto che le aziende
chi hanno questi problemi gli vengono incontro, anche perché hanno dei benefici economici assumere queste persone, le aziende superiori ai 35 dipendenti, ed è giusto che noi non ci sentiamo emarginati perché viviamo con la pensione di invalidità che non riesci neanche ad andare in farmacia, perché con 365 euro è una vergogna, e finora nessun politico di destra, sinistra, né in Veneto né a Roma hanno mai detto a queste persone con invalidità aumentiamo la pensione, anzi se cercano di togliercela con le tasse dell'Agenzia delle Entrate, che è una vergogna anche questa. Che è l'Agenzia delle Uscite, le chiama la Mirella, no? Delle Entrate. L'Agenzia delle Uscite, perché ogni volta ti danno qualcosa e te ne spendono il doppio. Però io non ho mai sentito nessun politico a dire aumentiamo questa pensione di invalidità. Senti Marco, ti sei mai sentito diverso dagli altri? Hai mai avuto qualche problema di inserimento sociale, oppure la tua gioia, la tua voglia di vivere ha fatto sì che riesci a superare tutte le barriere e gli ostacoli? Cioè all'inizio, quando mi hanno messo la stomia, era un po' un problema all'inizio. Però anche perché non è facile, come non è diceva facile accettare. La dottoressa, c'è anche gestire la stomia. Io ho una signora che l'abbiamo fatta entrare in associazione sabato, è stata stomizzata da lunedì scorso, proprio recentissima, da una grave patologia, e è disperata. È disperata. Quanti anni ha? 47 anni. Penso giovane. Nico da Rubano, poi continuiamo. Vai Nico. Mirella, buongiorno a te e anche al tuo... Buongiorno. Buongiorno. Ci siamo sentiti non tanto tempo fa, ti ricordi di me? No. No, allora ti do una traccia. Sono quello che con la tua maestra hai fatto il disegno che sei stato... adesso Nico, ho capito, sì, che mi aveva fatto la croce, sì. Ecco. Ciao Nico, caro. Grazie, intanto grazie alla compagnia. E dopo ti ho chiamato per il discorso del tram. Prego, non prego. tanto tempo fa. Sì. Ecco, al signore che è al tuo ospite, quando ha dato a chiedere al sindaco che per il discorso dei problemi che ha, che praticamente il sindaco ha detto di no, per il semplice motivo, adesso lui è il tram. Ecco, non so se ho reso chiaro l'idea. Il sindaco adesso deve seguire il tram, che per quello ha detto, probabilmente ha detto di no, per quello. No, c'è un altro motivo. Aspetta che finisca, vai Nico. No, era il senso metaforico. Sì, ho capito io. Anche perché quando riuscivo a passeggiare in centro a Padova sono stati tagliati tanti alberi antichi. E con questo ho chiuso, scusate il disturbo, ma no, ci mancherebbe Nico, mi ha fatto piacere invece sentirti, ho capito chi sei, che come Mirella hai vissuto l'esperienza della prof che cancellava i disegni della Mirella con una croce. Mirella pensava di averli fatti bene e Nico ha avuto anche la stessa sfortuna che ha avuto la Mirella, ma siamo diventati grandi lo stesso, anche se non sappiamo disegnare, ce l'abbiamo fatta in qualche altra realtà. Un abbraccio caro Nico. Ascolta Marco, il problema che Nico diceva appunto era un problema di investimenti, perché lo diceva in senso metaforico, è vero. Cioè tutta l'attenzione è rivolta da un'altra parte, mentre io l'ho detto anche prima al sindaco di Arsagrande, Filippo Lazzarin, che devono essere vicino alle persone che li hanno eletti, sono loro i responsabili della salute pubblica, perciò questo è un problema fondamentale. Con tutto il rispetto per i tram, per le piazze, ma prima vengono i servizi alla persona. Io sono convinta di questo. No, è vero, che prima Mirella. delle colate di cimento vengono i servizi ai cittadini, perché paghiamo le tasse profumatamente e abbiamo bisogno che ci diano i servizi che la legge prevede. Allora, la motivazione che il sindaco Giordani ce l'ha detto chiaramente, che lui questa causa non la prende in mano perché lui non si ricandida più, comunque non importa, noi accettiamo, andiamo avanti oltre. Esatto. Allora, cosa sta succedendo secondo te? Perché la Regione, anche col nuovo Presidente, sembra che abbia proprio a capo il sociale, perché è fondamentale. Fondamentale.
Beh, io penso che di problemi sociali ce ne sono tantissimi, ma anche di malattie degenerative cominciano a essere tantissime, e anche la gente è un po' più anziana. È una popolazione che invecchia questa qua, non ci sono giovani, tanti giovani che nascono, nuove famiglie che nascono, e secondo me la Regione sta puntando in questa direzione. Prima cosa, ci sono tante patologie nuove che vanno curate, e tanti medici che stanno facendo i master nelle patologie nuove, ed è giusto che la Regione Veneto investe nel sociale, che può essere che nelle altre legislazioni hanno investito un po' meno. E il presidente Stefani con la giunta sta puntando molto in questa situazione, anche perché hanno creato un dialogo con le associazioni del territorio, hanno creato delle riunioni ad hoc con le associazioni del territorio, dicendogli che il problema sociale deve essere alla luce del giorno e finanziato, perché altrimenti dov'è che andiamo? Non ci sono più soldi per curarci, ormai siamo del gatto fra poco, liste lunghissime per avere una visita. Bisogna risolvere queste problematiche qua, e noi ringraziamo come associazioni che abbiamo anche gli assessori della regione e i sindaci del territorio che ci ascoltano, perché solo di rompere le scatole cominciano ad ascoltarci. Luciano da Desenzano del Garda, ciao Luciano. Ciao Mirella. Ciao. Buongiorno l'ospite. Buongiorno. Due o tre piccole cose veloci. Guardate che negli ultimi 100 anni le piante e le foreste in Italia sono raddoppiate, tra parentesi. Certamente in città ne tagliano spesso e fanno male. Seconda cosa, lì per via delle visite che devo aspettare, purtroppo a me mi dispiace tantissimo Mirella, lo sapete, arrivano a milioni dal sud, purtroppo, no? Mirella, ti dico l'ultima, sai che 15 giorni fa c'era quel ragazzo musulmano, no? Io sono stato un po' duro, perché quando vedo che bambine di 10 anni vengono sposate, ma ieri in casa mia eravamo in 8, no? Sai quanti italiani c'erano? Uno. Hai indovinato. Uno ero io, erano 2 che hanno portato i mobili dall'Africa. Una tunisina, la mia fidanzata, una sua amica marocchina. Come? Aspetta, hai la fidanzata tunisina? Sì, forse sarà la terza moglie, ha quasi 80 anni, ma farò questo passo. La sua amica marocchina, il marocchino che mi ha pitturato casa e tutto, e altri 2 suoi amici. Erano in 7 praticamente africani. Io non sono contro i delinquenti che vendono droga, che uccidono, che stuprano, non solo africani, anche dall'est Europa. Vi saluto grandemente, ciao Mirella. Ciao, guarda, stare attento, mi raccomando, che per sposarsi a 80 anni è già un rischio sposarsi a 20, anche a 80 è un rischio. Pondera bene, sai, a parte che penso che hai trovato una brava compagna, ma pensaci bene, pensaci, sai che noi donne come siamo, con tutto il rispetto per la tua compagna, comunque mi fa piacere, guarda, mi fa molto piacere se hai trovato una compagnia, so che la cercavi da tempo, io lo sentivo dalle telefonate, la solitudine, ecco questa solitudine che veramente sta prendendo troppo spazio nelle persone diversamente giovani, sì, è vero. Perciò veramente Luciano sono ben felice di aver sentito che forse ti risposerai per la terza volta. Mai dire mai, mai troppo tardi, sempre antenne alzate comunque. Marco, cosa vuoi dire? Cos'è la solitudine per uno stomizzato? C'è oppure cerchi di inserirti in un contesto sociale che a volte viene emarginato perché non si conosce, non si capisce, si ha paura di affrontare? Prego. Col mio carattere e l'emarginazione problemi zero, però c'è gente che ha un carattere diverso, si vergogna ed è importante
che le associazioni, chiunque associazione sia, creano i gruppi di automutuo aiuto, come parlava anche prima la dottoressa Chan. È fondamentale questo, che ci sia un supporto delle associazioni, ci sia un supporto psicologico, un supporto medico, un supporto delle persone che hanno la stessa patologia, che quando i nuovi inserimenti del gruppo di automutuo aiuto servono ad aiutare questa persona a non essere sola. Noi abbiamo un servizio telefonico H24, ormai suona sempre il cellulare mio o il cellulare dell'associazione, un servizio WhatsApp, un servizio, qualunque servizio, un SS o rete, perché anche con le reti di associazioni, chi è solo si cerca una badante, gli serve un letto, gli diamo un letto se è possibile, una carrozzina, gli ausili per incontinenza, quello che riusciamo a trovare un po' in giro che la gente dona, magari hanno un'eccedenza, eccetera. È fondamentale che le persone sole vengono agganciate alle associazioni o anche ai servizi sociali del comune, sono fondamentali. Il medico di famiglia. Il medico di famiglia, però molte volte il medico di famiglia non sa nulla che questa persona è sola, perché magari il paziente non va mai dal medico, dice sto bene, però a volte non sta bene. O è solo, però magari anche il figlio non va mai a trovarlo, anche quello è un problema. E noi volontari serviamo a quello, è una nostra missione. Io la vedo come una missione la mia, perché ho la malattia, però tutto il tempo che posso lo dedico agli altri, lo dedico a far star bene le persone, a interagire con i nuovi pazienti, anche perché loro sono spaesati, spaventati. Abbiamo creato con gli ambulatori stomie anche un servizio di ascolto, i volontari fanno un servizio di sportello di ascolto ai nuovi pazienti o anche ai pazienti soliti. È fondamentale questo, perché quando dice ma te stai bene, gli alzi la maglietta, a me è capitato un sindaco 2 o 3 giorni fa, gli alzi la maglietta e dici e questa qua cos'è? Siamo andati da un sindaco per istituire la giornata mondiale dell'incontinenza, che l'edificio si illumina, faremo un evento tra ottobre e novembre. Dove? A Ponte San Nicolò. Ok, a Padova, provincia di Padova. Ma anche qui a Cendon abbiamo venerdì un convegno e dopo col centro stomie dobbiamo organizzare una rete di convegni per il territorio. Perché è fondamentale. È fondamentale che la gente dica ho questo problema, bene, vado al convegno, ascolto chi sono i medici, come accedo al servizio, mi prendo nota, ho questo problema, ok, chiamo il numero, vado dal medico, dico ho questo problema, mi serve questa impegnativa e accedo al servizio. È fondamentale che le associazioni fanno anche questo, divulgazione dei centri di cura, dei presidi di cura, eccetera, perché così la gente sa anche dove curarsi, sa dove andare, sa che lì c'è X specialista che lo ascolta, gli dà un'indicazione precisa. È fondamentale questo, perché quando uno è sopraffatto dalla malattia non sa più dove girarsi. Sono d'accordo. Allora andiamo a Belluno adesso, andiamo a vedere incontinenti e stomizzati e poi commentiamo. L'incontinenza è una patologia che incide sulla qualità della vita della persona con un impatto importante sia sul piano psicologico che familiare e sociale. La casistica dice che il disturbo, che colpisce equamente entrambi i sessi, è considerato tra le 5 patologie più diffuse al mondo. Di incontinenza e di istomia, cioè dell'apertura chirurgica creata in caso di necessità, si parlerà sabato prossimo in Piazza dei Martiri a Belluno in occasione dell'arrivo del camper che sta facendo tappa nelle principali città del Veneto per sensibilizzare e informare la popolazione. È una patologia che va sempre ben studiata prima di proporre qualsiasi tipo di trattamento, perché ci sono 2 tipi di incontinenza. L'incontinenza urinaria da urgenza può essere trattata farmacologicamente oppure con piccoli interventi endoscopici. L'incontinenza da sforzo può essere risolta impiantando piccole benderelle che si integrano completamente con i tessuti umani. Questo tipo di patologia colpisce una grande fascia di età, si va dai 20 sino agli 80 anni
e la prevalenza a livello della popolazione maschile è intorno al 3%, mentre a livello della popolazione femminile raggiunge il 20%. L'iniziativa di sabato prossimo si pone l'obiettivo di promuovere l'informazione e un corretto approccio alla patologia per aumentare la consapevolezza sulla prevenzione e i percorsi di cura. La campagna Incontriamoci è una iniziativa organizzata da ULSS Dolomiti con le associazioni regionale e provinciale degli incontinenti e stomizzati. Allora, qui vediamo anche la targa che parlava prima Marco Torresan, abbiamo sentito e visto questo servizio. Cosa vuoi aggiungere? L'importanza, come dici tu, di partecipare, di non girarsi dall'altra parte, di non vergognarsi, perché è quello che stiamo cercando di fare con questa comunicazione anche di questa mattina. Prego Marco, questa è la targa che vedete. Questa qui è la targa che verrà fissa nella panchina del presidio ospedaliero di Monastero Giovanni XXIII, che io ringrazio, perché anche il presidio ospedaliero è vicino alla nostra rete di associazioni, alle nostre problematiche. E dopo l'incontinenza ha un impatto economico molto elevato nella regione Veneto, con 45.000 persone che soffrono di incontinenza e quasi 7-8.000 persone che hanno le stomie, e circa anche il centro stomie di Treviso fa circa 100 interventi all'anno di stomie, l'azienda ospedaliera ne fa 600 all'anno di stomie, e tutti gli altri presidi ospedalieri circa 100 persone stomizzate all'anno, sono tante. Sono numeri che sono sempre di più, soprattutto tumori al colon, perché c'è un mangiare diverso, mangiare un cibo troppo processato. È una cosa ereditaria, è una predisposizione, perché già vedere da stomia a stomia. È stomia, allora c'è chi ha la malattia degenerative, infiammatorie, chi ha il cancro purtroppo, e chi ha che soffre di stipsi molto, molto complessa, o altre patologie che hanno influito in questa cosa qua. Chi ha il tumore al colon può essere ereditario, però non serve solo il screening del sangue occulto, che quello lì è già fondamentale, però chi ha una familiarità deve fare un altro esame, in poche parole più invasivo, per capire se ci sono dei polipi all'interno dell'intestino che creano però quando vai appunto dai medici, vai dai medici, ecco, se c'è la familiarità, io esempio ho la familiarità, ecco, e devo fare degli esami. Ti sei accorto che qualcosa non andava in te, Marco? Quando ero giovane, che all'inizio erano delle coliche renali e fin là ok. Sono andato avanti 2 anni di punture. Cercavi sempre sempre con gli antidolorifici, però gli antidolorifici non bastavano più. Un medico non aveva ancora diagnosticato? Non c'erano ancora tante diagnosi all'epoca di queste patologie infiammatorie un po' particolari. E dopo mi sono recato qui in ospedale a Treviso, da Treviso ho fatto Conegliano ho fatto Padova Dolo San Giovanni Rotondo, alla clinica di Padre Pio, che lì c'era un centro europeo specializzato nella mia problematica. Lì non è stato risolto nulla, hanno tentato il più possibile, sono ritornato a Padova. Da Padova si è creato uno studio effettivo, e la soluzione mia era o la stomia o andare al creatore. Io ho scelto la stomia. Nel frattempo che stavo facendo gli esami della stomia avevano scoperto un tumore al rene, l'hanno fatto una resezione al rene sinistro, toccando ferro non ho fatto nessuna chemio, nessuna radio, è andato liscio bene. È questione anche di eredità. La mia famiglia ha avuto dei cancri in famiglia, è un po' di eredità, allora anche adesso che cominciano... La parola prevenzione, quanto è importante, Marco? Tanto, però tante volte il sistema sanitario arranca in questa cosa qua, perché ma tanto hai 50 anni, non hai niente, 45, ad esempio l'urologo dice sempre ai convegni dai 40-45 anni in su, almeno una visita urologica all'anno bisogna farla, anche perché è fondamentale, perché ci sono tante complessità. Senti, dopo. Marco, ma perché l'uomo rispetto alla donna fa così fatica ad andare dal medico
a capire che è arrivato il momento di farsi visitare, di capire, cioè nascondete sempre la polvere sotto il tappeto come gli struzzi, il collo. Ecco, tu cosa vuoi dire? Perché c'è veramente molta difficoltà di andare da medico da parte della figura maschile. Sì, come sì. mai? Cosa diversa dalle donne, quasi tutte, non tutte, ma molte. Prego. Perché si vergognano. Si vergognano. Si vergognano. A volte quando si vergognano è la paura di che qualcuno mi trovi qualcosa. Anche quella è la paura che gli trovano qualche anche se non ha niente, però la paura... La paura, la tensione, vanno dal medico e dicono adesso cosa mi trovano. Però ad esempio anche chi ha il tumore della prostata all'inizio, una prevenzione, faccio fatica alla minzione, vedo delle goccioline strane di sangue nelle urine. La prima cioè, volta. I segnali si vedono. I segnali si vedono. Avete capito? I segnali si vedono. Esempio, anche chi ha il tumore alla vescica, i primi segnali si vedono, è il sangue nelle urine. La prima volta lascio perdere, la seconda lascio perdere, la terza volta lascio perdere, ma la quarta non posso più lasciar perdere. Mi devo recare dal medico. Però a volte anche i medici di base non sanno perfettamente il follow-up che devono fare, le prime visite per andare dal specialista con già l'ecografia, gli esami del sangue e altri esami che devono andare. Allora l'urologo cos'è? Gli ordina tutte quante gli esami, però si perde tempo. Ci vogliono mesi per farli. Allora se io vado già dall'urologo, dal specialista con X esami già pronti, hai già fatto già una prevenzione, perché hai perso meno tempo e il medico di base su certe cose deve essere informato benissimo sugli esami, gli accertamenti che devono fare. E molte volte i PDTA, quelle cose lì, devono essere anche girati ai medici di base che devono ascoltare i nuovi regolamenti che ci sono, perché più prevenzione, più anticipi la malattia, meglio è, dopo sei a posto, dopo se l'hai anticipata che è solo all'inizio, vivi tranquillamente bene, anche se hai un po' di paura ogni volta che fai gli esami. Però se vai dal medico che è già troppo tardi, e là sono problemi veri. Prima hai raccontato la storia, e ti ringrazio per averlo detto, di questa donna che purtroppo si sveglia e si trova con l'astomia, fa fatica ad accettarlo, è disperata. Ma il problema è che è difficile anche gestire l'astomia, da quello che mi raccontavi. Sì, bisogna imparare, non è così semplice. Ecco, vieni ricoverato un'altra volta, arrivi al pronto soccorso, prendi paura. Ecco, com'è la situazione? Perché veramente bisogna anche capire, pensate, ecco, svegliarvi con questa astomia che non avresti magari immaginato, mai voluto, e devi gestirla e non sei preparata. Ecco, cosa vuol dire anche la preparazione nel gestire l'astomia? È importante. È importante. Questa signora purtroppo non gli hanno dato il tempo di accettare l'intervento, di fare l'intervento, l'hanno operata e si è trovato con questo sacchettino. Il problema è che non è solo la donna, questa signora che non accetta il sacchettino, ma è anche il figlio che non accetta la mamma quel sacchettino. E là è un problema. Là è un problema sia della signora che noi, che gli sto facendo il mutuo aiuto tramite WhatsApp, tramite telefonate, ore e ore al giorno al telefono, perché ha paura di cambiarsi il sacchettino e non mangia e aria, tutte le paure che avevamo noi all'inizio. E io gli ho chiesto a questa signora anche che il figlio mi può chiamare tranquillamente, può chiamare. Ma non c'è un aiuto che può arrivare dall'ULSS, dai servizi sociali a queste persone? C'è, ma bisogna vedere se il figlio o la famiglia vuole accedere al servizio. È quello il problema, perché magari il figlio dice no, non mi interessa, non mi interessa. Però il figlio che ha la mamma così, una nuova situazione di salute, deve accettare che la mamma... Vive solo col figlio o anche un marito? Io questo qua non lo so, non lo so. Dici il figlio non accetta, vuol dire che non c'è il marito. Forse non c'è il marito, il figlio non accetta, però questa situazione deve accettare. Poveretta, lei cosa fa? Cosa fa? Allora mi chiama, si mette a piangere e noi cerchiamo di aiutarla il più possibile. L'abbiamo fatta mettere in carico dall'ambulatorio stomie dell'azienda ospedaliera, che anche loro gli danno una mano col figlio e tutto. È fondamentale che non solo le associazioni, ma anche il servizio sanitario prenda in carico queste persone e le fanno fare un percorso di accettazione, anche perché ormai l'astomia c'è, il problema c'è,
e devi conviverci bene con questa problematica. Ma non è che ci dovrebbe essere veramente una catena, una squadra, nel momento che viene dimessa dall'ospedale ci dovrebbe già essere qualcuno che si occupa di questa donna quando viene portata a casa, perciò ULSS, medico di famiglia. Io dico sempre che ci vuole una squadra, non una sola persona, esatto. Associazione di volontariato, perché veramente sennò giustamente da sola lei non riesce, poveretta, a gestire tutta questa cosa, il figlio che non capisce, non sa, ecco, la disperazione di questa mamma nel vedere, ecco, di avere questa stomia e di trovarsi da sola. Io dico sempre che se non ci fossero queste associazioni bisognerebbe inventarle, perché pensate almeno a qualcuno che la chiama, che l'aiuta, perché Marco ha capito l'importanza di parlare con questa donna. Guardate che sono situazioni veramente difficili. Ecco, cosa vorresti chiedere tu per aiutare queste persone? Cioè ci dovrebbe essere un aggancio, non che sia tu per caso che vieni a conoscenza di questa realtà, e cioè io non riesco mica a capire questa, siamo in tanti ma tutti divisi, ognuno fa il suo. Siamo tutti divisi. Non c'è niente da fare, lo dico sempre. Noi siamo fortunati perché la signora è stata agganciata immediatamente all'ambulatorio e all'associazione, però il medico di famiglia non è stata agganciata. E neanche non è stata agganciata alle cure domiciliari se aveva bisogno. Io dico sempre che alla dimissione ci dovrebbe già il percorso scritto. Ci dovrebbe essere già il percorso scritto. La signora ha bisogno del psicologo, va dal psicologo. Nadia da Treviso, ciao Nadia. Mirella, buongiorno tuo ospite. Niente, io sono stata asportata al seno nel 2024, agosto, e non ho avuto problemi. Dopo dipende anche dal carattere della persona. Esatto. E anche dalla testa. Io ho accettato quello che hanno fatto perché non c'era altro da fare. Ho perso i capelli, ho fatto la chemio. Quando venivo a casa dalla chemio dovevo assistere mio marito, far da mangiare e fare tutte le faccende di casa. Le ho fatte tutte. Sono passati 2 anni, però mi sembra neanche passati 2 anni, veramente. Sarà stato che ero presa di andare a fare le visite, di andare di qua, di andare di là, però non mi sono mai depressa. I miei familiari, sì, i figli ti assistono fino là. Dopo hanno il lavoro, hanno i suoi tempi. Comunque io fino a qua ce l'ho fatta e spero di farcela ancora, di continuare. Nadia, Comunque quanto importante è, Nadia, l'accoglienza? Tu hai sempre ringraziato, ecco, questa accoglienza che ricevevi quando arrivavi a farti queste cure. Io mi ricordo i ringraziamenti che hai fatto. Quanto importante è sentire un'accoglienza, che ti senti a casa nonostante le cure terribili che stai facendo? Importantissimo, perché quando andavo là eri come in famiglia. Esatto. Anche quando stavi facendo la terapia, la chemio, l'infermiera veniva là accanto, parlavi e ti chiedeva com'è andata la settimana, com'è andato, perché ne ho fatto un ciclo che andavo ogni settimana, poi ho fatto un ciclo che andavo ogni 3. Praticamente, ma ho sempre accolto con... Non so, perché quando ti trovi in quel momento quando mi hanno detto che c'era un tumore, ho pianto, però dopo non ho più versato lacrime. Mi sono messa, è venuto e dobbiamo combatterlo. Questa è la mia filosofia. E bisogna avere un carattere, ogni persona è a sé. È vero. Giusto, vero.
Guarda Nadia, Grazie. ti ringrazio di Sì, questa buona telefonata. Nadia è una guerriera come Marco, vedete la fortuna di avere anche queste persone che quando parlano danno speranza. Bisogna combattere il nemico che è dentro di noi, qualsiasi sia il nemico, ma bisogna combatterlo, Sì, non vero. aver paura del nemico ma combatterlo. Quanto importanti sono le parole di Nadia, potresti andare a trovare però qualche volta, visto che sei anche tu di Silea. Di Silea la È di signora. Silea la signora. Allora digli che ci troviamo benissimo, perciò, che facciamo una vai bella a bere chiacchierata. un bicchiere d'acqua. Certo, andiamo a bere il caffè. Un caffè, tanto ce ne hai tutti da Nadia, perciò bisogna che vada anche a Marco a bersi un buon caffè, ma Marco sono sicura che può apportare anche un aiuto, Sì. anche se lei veramente è una donna, avete sentito, faceva le cure, poi andava a casa, accudiva il marito, faceva da mangiare. Ecco, cosa vuol dire l'importanza di vivere la quotidianità come tu non avessi il nemico dentro di te, perché è il nemico che tu hai, non È mica l'amico facile, che tu perché hai, bisogna esatto. essere anche tosti. Prego Marco. È fondamentale. Io vedevo anche a mia mamma che fino in ultima ha combattuto il più possibile per aiutare casa, fare da mangiare, eccetera, nelle cure domestiche. Accudiva anche mio papà è autonomo, fa tutto, cercava di vivere il matrimonio bene anche se la malattia c'era. Purtroppo mia mamma non ce l'ha fatta perché era talmente esteso l'intruso, come dicono tanti, però ha combattuto fino in ultima e io come figlio gli ho dato una mano il più possibile ad aiutarla. È fondamentale che la famiglia, quando c'è l'intruso nel familiare, gli sia accanto, gli dia una mano, gli dia un supporto morale, l'aiuti il più possibile, perché le cure che fanno sono micidiali. Poi come dice Nadia, da soggetto a soggetto, però bisogna capire l'importanza di non prendere paura, di non dire non ce la farò, non riuscirò a farcela. E persone come Nadia, come te, come tante persone, abbiamo sentito prima la dottoressa Chan quanto si è messa a disposizione col dottor Novello, la presidente Trollese. Ecco l'importanza dell'associazionismo, quello che diceva Nadia, l'accoglienza. Io quando andavo a farmi la cura mi sentivo a casa, mi sentivo bene. Vero. Ecco quanto è importante soprattutto far capire anche che anche l'ospedale deve investire su questo, o sbaglio Marco? No, è vero, e gli ospedali cominciano adesso ad investire nelle associazioni, nell'accoglienza dei pazienti, l'accoglienza dei volontari, anche perché è giusto che chi ha la malattia o che ha superato la malattia dia un segno positivo e di speranza positiva a chi ha scoperto da poco la problematica. Anche gli fai capire che si vive bene, si vive tranquilli. È logico che le terapie ti massacrano perché sono micidiali, però anche il dialogo chi ha avuto il problema serve tanto, gli dai una speranza di vita. Senti Marco, un'altra cosa che volevo chiedere a Marco Torresan è quanto importante è nelle aziende far capire di integrare queste persone in maniera diversa da come si faceva una volta, ma dagli stessi colleghi di lavoro. È cambiata la situazione oppure il collega fa fatica oppure si abitua alla tua presenza, alla tua fisicità e non ci fa più caso? Com'è la situazione rispetto a anni fa quando sei partito dicendo ma non può funzionare così? Prego Marco. Beh, allora io parlo nella mia azienda perché tante altre aziende non girando non capiamo le situazioni. Nella mia azienda si sono abituati alla situazione che ho, perché sanno che ho dei periodi che purtroppo la stomia si infiamma, adesso poco il caldo è terribile gestirla perché si stacca e dopo si incolla, c'è tutto un discorso vario. Si abituano o se non si abituano si adeguano. Sì, ma vedi che c'è sempre un certo, oppure hai capito che hanno capito il problema? No, hanno capito il problema, da me hanno capito il problema. C'era una volta il responsabile del personale che mi dice: ma Marco, hai un periodo che sei sempre a casa
e io gli ho detto: cara dottoressa, se vuoi avere un bel buco sulla pancia che esce in continuazione pipì e che rompe le scatole in continuazione, guarda, allora capirai tutto. Dopo non mi ha più detto nulla. Però fanno fatica a assumere le aziende le persone stomizzate o incontinenti, oppure com'è la situazione? No, cominciano... Perché il mondo della diversamente agile è una tragedia, i sindacati hanno detto che non vengono assunti. No, fanno fatica ad assumere, fanno fatica. Ma per paura, perché non sono preparati? È una gestione, tutta una gestione di sicurezza interna che... o perché non vogliono o perché hanno problemi anche di trovargli il posto adeguato della mansione. Da noi ad esempio c'è, oltre alle categorie protette, c'è anche una cooperativa che ha dei disabili con minima percentuale di invalidità, diversamente agili, esatto, che fanno le pulizie dell'azienda. Però adesso tante aziende che lavorano, che aderiscono ai bandi pubblici, sono obbligate ad assumere le persone con disabilità, diversamente abili, con un certo tipo di invalidità, altrimenti il bando pubblico non finalmente dico io. Finalmente, esatto, e possiamo ringraziare qualche santo in paradiso che ha cominciato anche questa cosa qua, anche perché con la pensione, se uno non lavora con 367 euro, dov'è che vai? Devi vivere sulle spalle della famiglia. Tu hai detto che ci sono dei costi veramente proibitivi a volte per combattere queste stomie. Sì. Avete sentito? Le stomie costano tanto. Cos'è che ti passa l'ULS? Cosa passa? A me passa tutto. E allora? Però spiega bene. Allora, a me passano tutto, il piano terapeutico lo passa tutto, però nella regione Veneto passa tutto, nelle altre regioni a volte non passa il spray remover o la sacca da così. Almeno qua andiamo bene. Andiamo bene, esatto. Io giorni fa ero al master in stomaterapia, qui che ho fatto 2 giorni di docenza come associazione per capire. C'erano stomaterapisti da Napoli, Sicilia, eccetera. Hanno detto che lì passano un tipo di stomia o un spray e basta. La libera scelta del presidio, del materiale, lì non c'è. O se uno la deve pagare. Però io credo, se in Veneto è così, che siamo fortunati, anche nelle altre regioni i pazienti devono essere fortunati, però là non capiamo il problema. Ogni regione va dalla sua parte, cioè non è che penso che la nostra non va bene. Non va bene. No. Io penso che la nostra regione con le associazioni hanno fatto una grande battaglia negli anni scorsi e ancora adesso la battaglia va continuata. Perché se io ho un problema con la stomia che non mi va bene, tipo un X tipo di stomia, me ne devono dare un'altra, perché io durante la giornata devo fare le mie cose, andare a fare la passeggiata. Perciò la devi cambiare. La devo cambiare. Io uso 2 stomie al giorno. Cosa costa una stomia? Circa 80 euro presidio. Avete capito? Adesso andiamo in pubblicità. E siamo con Anna Maria Donofrio, mental coach. Ieri avevamo una vocal coach, questa mattina abbiamo una mental coach per parlare, e vediamo ancora questa locandina. Siamo un'opera d'arte bellissimo di questa giornata che ci sarà venerdì per aiutare queste persone con le stomie. Allora Anna Maria, cosa ne pensi di questo titolo e soprattutto questa locandina, La Venere di Botticelli con la stomia, per cercare di far capire l'importanza di quello che stiamo parlando stamattina, delle stomie? Prego. Innanzitutto è qualcosa di fantastico che queste persone portano avanti con grande coraggio. Questa locandina è spettacolare ovviamente perché a chi non rimane impressa la Venere,
ma soprattutto perché è l'immagine di un corpo che è sano comunque, perché le persone che hanno questo problema spesso si sentono diverse. In realtà nessuno è diverso, con qualsiasi problema abbia sul proprio corpo si deve sentire incluso e si deve sentire uguale a tutti gli altri, e noi dobbiamo essere proprio così, farli sentire noi uguali a tutte le altre persone, far sentire che qualsiasi problema fisico ci sia, tutto si può affrontare con un coraggio e con una mentalità aperta. Cosa vuol dire mental coach? Spieghiamo che anche Anna Maria Donofrio di cosa si occupa. Prego Anna Maria. Un mental coach si occupa soprattutto di aiutare le persone a essere la migliore versione di se stessi. Nel senso che tutti noi abbiamo dei talenti personali e abbiamo delle capacità elettive, e il mental coach non fa altro che fare riconoscere tutte queste cose alle persone e le fa utilizzare. Nella maniera più semplice, ognuno di noi ha a disposizione, quando nasce, molteplici capacità. Il mental coach te le fa riconoscere e te le fa utilizzare. Questo è molto importante, ma soprattutto capire che hai qualcuno con il quale parlare, confidarti, hai un punto di riferimento, quanto è importante, perché quello che io dico tutti i giorni, c'è una solitudine, Anna Maria, che mi spaventa, sono appunto. soli giovani, sono soli diversamente giovani, ecco, è un modo veramente frenetico di vivere una solitudine che veramente fa paura. È vero, guarda, prima di venire in trasmissione pensavo, ho guardato alcune persone, camminavano per strada alcuni anziani, no? E la solitudine pensiamo tanto ai giovani, ma pensiamo anche alle persone anziane, che soffrono questa solitudine e spesso stanno più male della vera salute, che potrebbe essere anche abbastanza buona alla loro età, ma purtroppo questo morbo della società di far andare tutti molto veloci e di non pensare al nostro passato, alle persone che hanno una certa età, è brutto, è proprio brutta questa cosa, perché la solitudine negli anziani è presente in ogni strato della società. Quindi non solo nello strato della società che riguarda le persone meno abbienti, ma in tutti i strati della società. Una persona anziana pensa di essere diventato inutile, e spesso io quando sono con delle persone anziane gli ricordo quanto sono stati importanti nella vita degli altri e quanto ancora potrebbero esserlo nella vita degli altri, non facendoli mai dimenticare tutte le loro capacità personali, che non hanno perso solamente perché sono passati, hanno più degli anta, certo, ma ce le hanno ancora tutte. E questo aiuta moltissimo le persone a tenersi anche vivi, a capire quanto hanno fatto e quanto ancora possono fare, perché le loro abilità non le hanno ancora perse. Però abbiamo anche il problema di giovani, non tutti, io anche ieri ho avuto i ragazzi di una band meravigliosi, abbiamo dei giovani veramente splendidi, soprattutto capire cosa possiamo fare per quelli che hanno perso il percorso di vita, quello giusto, un percorso coi valori, col rispetto, ecco, soprattutto anche con degli ideali, con delle speranze, emozionare questi giovani, non con la rabbia ma con altre storie. Prego Anna Maria. Soprattutto i giovani oggi non hanno avuto delle direttive importanti né dalla scuola, spesso poco dalle famiglie, perché sono poco presenti, perché lavorano tutti in famiglia. E spesso perché non hanno capito qual è il loro vero talento. Cioè i giovani non sanno come utilizzare le loro capacità personali, perché non hanno avuto un indirizzo, non hanno avuto la modalità di capire come poter utilizzare il loro grande potere, che è quello del loro sapere interiore. I giovani oggi vanno accompagnati attraverso si potrebbero fare tante cose, ma spesso anche cose che vengono organizzate non sono sempre giuste per poter portare tutti a capire che ognuno può utilizzare, anche se non si è diplomato, cioè come hai detto tu, si è perso la strada, se non ha avuto accesso a corsi o a altre cose per poter migliorare se stesso. In realtà la possibilità di migliorarsi c'è sempre.
e far capire loro che non hanno mai, che non perdono niente, che possono in ogni momento cominciare a fare delle cose per se stessi e soprattutto pensare che ognuno di loro ha capacità uniche che gli sono state date. Marco, cosa vuoi dire a quello che vuoi aggiungere a quello che ha detto Anna Maria D'Onofrio, soprattutto far capire la fortuna di avere un corpo sano, non rovinare quel corpo, non danneggiarlo, ecco, usano sostanze che fanno no male di più, a 18 anni molti hanno già il cervello bevuto, ecco, l'incontinenza, a proposito diventano incontinenti, pensate a 18 anni diventano incontinenti. Quanto è importante invece portare anche la tua e le vostre testimonianze di persone invece che non hanno più un corpo perfetto ma cercano di renderlo perfetto grazie anche alla ricerca e alla medicina, a tutte quelle cose fantastiche che sono veramente negli ultimi anni vi aiutano a fare una quotidianità normale, una vita normale. Prego Marco. Beh, allora io penso che ai giovani gli serve un'informazione che oltre a chi ha la malattia deve dirgli: ragazzi, non rovinatevi perché dopo la vita non è più uguale di prima. Esempio, chi fuma la sigaretta elettronica, loro non lo sanno, però dei componenti del liquido resta in vescica 35-40 anni nella mucosa vescicale. Quello lì porta dei tumori alla vescica. Allora io penso che ai giovani gli serve informazione, anche se loro non ascolteranno mai perché loro sono così. Qualcuno non ascolta ma molti ascoltano, ecco. Poi ci sono anche dei bravi ragazzi veramente. Esatto, sì. E chi non ascolta bisogna dirgli: guarda che non drogarti perché può succedere un incidente, rovini una famiglia e dopo quella persona gli è rovinata la vita dopo. E purtroppo è vero, le famiglie a volte non ci sono perché lavorano tutto il giorno o il figlio è via tutto il giorno, gli dice: mamma esco e ciao, arrivederci, e non sa dov'è il figlio. E non sa magari neppure chi è suo figlio. E a volte non sa neanche più chi è il suo figlio. Io ho letto su un post non tanti giorni fa, 2 o 3 giorni fa, è una famiglia straniera, è venuta in Italia e la figlia, come è arrivata in Italia dopo 3 giorni, è scappata con il ragazzo. Non si sa dov'è. La mamma disperata: dov'è mia figlia, però non è riuscita ad agganciarsi alla figlia. Allora anche lì ci sono situazioni familiari che vanno aiutate, vanno aiutati i figli, vanno aiutate le famiglie, perché a volte anche tra famiglia e figlio non c'è nessun dialogo. Cosa vuoi dire Anna Maria? Condividi quello che ha detto Marco? Condivido moltissimo quello che ha detto Marco. È vero che nella famiglia a volte non ci sono dialoghi e che i ragazzi spesso non ascoltano. Ma sai che cos'è, Marco? Si guida, le persone si guidano con l'esempio, sì, non con le parole. A volte le parole sono anche troppo superflue. Non sempre le persone che hanno, diciamo, i genitori o chi per esso deve essere tutore di questi ragazzi ha un comportamento che sia valido. Allora trovare delle associazioni o dei movimenti che portano dei buoni esempi a questi giovani, esatto, è la soluzione, perché i ragazzi non sono stupidi, anzi sono molto intelligenti adesso, hanno anche più possibilità di aver sviluppato una certa parte del cervello e quindi facendogli capire certe cose attraverso anche quelli che possono essere anche i social, no? Visto che loro li usano tanto. Usano tantissimo. Quello che potrebbe essere giusto. Quindi Marco, anche voi, penso che siete presenti sui social. Sì. Quindi a manetta, come faccio io, dare delle cose utili anche attraverso gag divertenti per dare loro opportunità di arrivare al messaggio in un modo più semplice possibile, ma che sia un messaggio di grande coraggio e di grande sensibilità. È l'opportunità per loro di fare una vita diversa da quella che pensano di dover fare. Sì. Perché un po' si sentono, sai che cos'è? Adesso chi non ha più soldi in tasca, un po' si sente
perdente. Beh, ma i messaggi che arrivano sono quelli. I messaggi che tutti perfetti, tutti in ordine, tutti firmati, i social poi che più ne hanno più ne mettono, questi ragazzi sono spugne, il cervello fino a 20 anni continua a crescere, anzi fino a 21 anni, loro pensano di essere grandi a 13, 14, 15 anni ma stanno ancora crescendo. Esatto. La funzione dell'adulto è quello di accompagnarli in questa crescita, è là che manca l'adulto. O sbaglio, Marco? Cosa dici? No, è vero, è vero. Guarda, io sono stato felicissimo giorni fa che un'associazione di un ospedale qui vicino, che è l'AVO, l'associazione volontari, su un presidio ospedalieri, l'unico ragazzo che ha 28 anni, perché il resto dei volontari hanno 65, 75, 78 anni. L'unico ragazzo in tutta l'associazione AVO che io ho visto dove io bazzico che si impegna per i ammalati dell'ospedale. L'unico ragazzo che infatti gli ho fatto i complimenti. Hai fatto bene. Gli ho fatto i complimenti perché oltre al lavoro che fa durante la sera, fa il pizzaiolo, durante il giorno si impegna nel sociale. Mi ha detto: Marco, sono anni che volevo entrare nel mondo del volontariato, però non sapevo come farlo. Allora i centri servizi volontariati, il CSV e compagni aiutano. Però è anche fondamentale che anche le amministrazioni pubbliche, i servizi sociali creano la rete di volontari che aiutano anche i giovani a diventare volontari, anche perché gli si dà fiducia, gli si dà un compito nella vita, che ci sentono orgogliosi di aiutare l'altro. Che in tante volte sono là, cosa faccio? Vanno al bar, si ubriacano, si annoiano, questi social sempre col telefonino in mano che neanche non guardano che attraversano la strada, sono sempre là col telefono in mano. È vero. Allora io penso meno social, più volontariato che serve. Più persone fisiche. Cosa può fare in un momento così difficile una mental coach, Maria? È un momento particolare. Un momento molto particolare, ecco, adesso del mondo. a tutti al mare, allora le diete, bisogna mangiare poco, bisogna fare movimento, bisogna e dopo alla fine ti ritrovi che sei più stanca di prima. Prego, cosa può fare una mental coach? Una mental coach può aiutare le persone. Proprio ieri ho pubblicato l'estate è un momento di reset del nostro corpo e della nostra mente. Le persone devono cominciare non a rallentare il ritmo, ma a riorganizzare la giornata, soprattutto perché il caldo porta ad avere problemi. Specialmente questo caldo di questi giorni. Mamma mia, è micidiale. Porta ad avere comunque dei problemi al corpo e quindi le persone devono riorganizzare la giornata, ma soprattutto programmare la loro mente a pensare che non è una punizione questo caldo che è arrivato, ma è qualcosa che è nella natura e quindi siamo noi ad adattarci a questa natura e a cambiare lo stile di vita, anche cominciando già da quello che mangiamo, perché spesso noi mangiamo molto di più di quello che dovremmo mangiare, mangiando cose sbagliate. E invece la natura ci insegna, l'estate è un momento dove siamo a contatto con la bella frutta di stagione, la verdura fresca, e quelli sono alimenti che vanno introdotti nel corpo, che aiutano il corpo ma aiutano anche la mente. Abbiamo Giusy, scusa ma eravamo nella pausa pubblicità. 10 minuti, ora metta sul bagnato. Vai Giusy. Attenta. Non capisco, Mirella, che quando avevamo un familiare a casa allettato che ha bisogno di pannoloni, allora fai la domanda e la ASL te li passa. Però quando ti viene a mancare non vogliono più i pannoloni indietro, sigillati. Ma guarda che spese, ma nessuno reclama queste cose qua. Sono sempre a carico nostro, Mirella. Sì. Ma perché non li vogliono indietro? Allora dicono, ma vai a portarli alla casa di riposo. Certamente, ma devono loro prenderli indietro con tutti i soldi che spendiamo. Ma perché fanno così? Non ho mai sentito nessuno reclamare di questa cosa qua. Grazie Giusy, sai che sono d'accordo con te. Guarda che io veramente, perché abbiamo persone che non hanno la possibilità di avere questi pannoloni e anche economicamente non ce la fanno. Abbiamo persone che le hanno in eccesso oppure non servono più e non sanno a chi darli, perché non si può
a restituirli. Marco, e dopo sentiamo anche Anna Maria. Com'è la situazione? Io li raccolgo. Ecco, Giusy, hai trovato il punto giusto. Io li raccolgo. Io raccolgo i pannoloni per dargli alle altre persone che hanno bisogno. Bravissimo. E questo qui è fondamentale. Allora, non si possono più, l'ASL non li ritira più, perché dicono non sanno come sono conservati, sono fatturati al paziente, risalgono al piano terapeutico, 10.000 sì, no, boh, forse. L'ASL non fa più magazzino di presidi ospedalieri, di presidi pannoloni, perché hanno dato in appalto a una ditta fornitrice. E quello lì è la problematica. L'unica cosa è che chi che ne ha in più o contatti l'associazione di riferimento della zona o li porti in casa di riposo, che almeno vengono accettati nelle case di riposo. Nelle case di riposo vengono accettati, perché anche gli anziani allettati ne usano tantissimi. Ecco. Tantissimi, e quello lì è importante. Beh, una bella comunicazione che diamo questa mattina, perché magari la gente a casa non lo sa, invece sanno almeno dove portarli. Io ne porto tantissimi in casa di riposo, perché so che ci sono anziani che 4-6 al giorno non bastano, ne servono molti di più. E doniamo, chi dona le traverse da letto, gli portiamo le traverse, le sacche da letto, quello che serve noi lo doniamo molto volentieri alle case di riposo. Allora andiamo a vedere anche, devo correre perché il tempo è tiranno, questo caldo alimentazione, poi lo commentiamo con Anna Maria Donofrio, questa Mental Coach. Cerco di bere tanto, mangiare frutta e verdura e non mangiare troppo. Cosa compra di frutta e verdura? La frutta e la verdura di stagione, in genere adesso ho comprato anche un po' di ciliegie e di solito le pesche e le albicocche. Tonnellate di frutta e verdura? Cosa vuoi comprare? Cioè, io vivrei di quello, tra l'altro. Se compro il melone per il prosciutto melone, compro il prosciutto, poi mangio solo il melone. Combattere l'ondata di calore con l'alimentazione giusta, frutta e verdura in primis. Padovani tra i banchi del mercato di Piazza delle Erbe prediligono i prodotti di stagione, meglio se a chilometro zero. Ora cerchiamo di mangiare cose fresche, ho preso dell'anguria fresca, qui poi troviamo tutto già pronto, un po' di insalata, un po' di bresaola, cose così. Un po' di frutta fresca. Un po' avete comprato? Abbiamo comprato delle ciliegie di Verona, credo che siano, un po' di melone e pesche. Stamattina sono arrivati i fichi dei nostri colli, perciò io li consiglio, ha anche un prezzo accettabile. Sono arrivati i primi fagiolini e i fagioli, perciò legumi, pomodori di Jesolo. Abbiamo tante cose buone. Nei banchi del mercato sono arrivati i primi fichi, spadroneggiano le ciliegie e le pesche. Molti ambulanti si sono attivati con frutta già tagliata e insalata pronte per essere consumate in pausa pranzo. Noi siamo un paese qui nel nord Italia che abbiamo tanta agricoltura e il chilometro zero non manca. Cosa si mangia per combattere questo caldo? Qual è la verdura e la frutta di stagione più Anguria, melone, fagiolini, zucchine, tutte le cose di stagione. Il cappuccio. Come ogni estate i consigli si ripetono, ad una sana alimentazione si deve aggiungere una buona idratazione bevendo molta acqua, evitando di uscire nelle ore più calde. L'ondata di calore raggiungerà il picco nel fine settimana. Il comune di Padova ha preparato e sta divulgando la tradizionale guida a supporto di persone anziane e fragili con consigli, informazioni e numeri utili per chi rimane da solo in città nei giorni estivi più caldi. Previste agevolazioni per le entrate in piscina per gli over 65, possibilità di consegna gratuita della spesa a domicilio e poi le indicazioni di sale comuni, associazioni e centri culturali dove poter trascorrere giornate al fresco e in compagnia. Io sono dell'idea che abbiamo ormai bisogno proprio del mental coach, perché tra i prezzi che abbiamo di frutta e verdura, ma almeno fosse buona, almeno le ciliegie nere, aspre, ecco, io vorrei anche capire cosa sta succedendo, perché sia il caldo, ma quando esci da questi fruttivendoli, da questi macellai, dai supermercati, veramente dici ma cosa ho preso, che ho preso tutti questi soldi. Anna Maria, cosa vuoi dire? Sfondi una porta apertissima con questo messaggio, perché sono alcuni anni che io faccio mi nutro con dei nutraceutici molto importanti, perché tutta la frutta che noi compriamo, tutta la verdura che noi compriamo, purtroppo non è più come la mangiavamo 100 anni fa o 50 anni fa.
è tutta modificata, quindi il problema sta in questo, che ci nutriamo anche di cose giuste, ma spesso non sono veramente nutrienti. E questo è qualcosa che ho scoperto nel tempo con problemi di salute miei personali. Ma soprattutto come entra tutto questo anche nel mio essere mental coach, cioè quando fa molto caldo, come dicevamo prima, la giornata va riorganizzata. Per chi è in ufficio, per chi può stare all'aria condizionata, può lavorare tranquillamente, ma per chi ha un lavoro diverso deve proprio riorganizzare le priorità per star meno fuori nelle ore calde, per poter anche, perché il cervello non collabora, nelle ore calde il cervello praticamente è come se andasse un attimo in tilt, perché ovviamente il corpo cerca di fare altro, certo. no? di raffreddarsi, di fare altro. Quindi bisogna riorganizzarsi per le persone anziane innanzitutto, come dicevano anche lì, ci sono delle associazioni e tutto, ma ci sono delle priorità da avere, anche pensando di stare a casa e di fare delle attività che li portano a stare più fermi possibili, più lenti possibili. Ovviamente questo è possibile facendo una buona educazione, la televisione adesso lo sta facendo, certo. I media lo stanno facendo, quindi sono contenta per questo. Spesso sono con delle persone dove facciamo un lavoro proprio dove si ripetono delle cose continuamente nella giornata che possa portare a capire e a concentrarsi su altro e non sul caldo, perché se tu sposti il focus, la tua mente su altro, molto probabilmente il corpo riesce a reagire meglio a tutto quello che noi possiamo avere in nostro aiuto, perché la mente è molto potente rispetto anche al corpo. Stacchi la spina da un problema e così respira il problema. Respira il problema, brava, in questo modo respira il problema, proprio così. Il corpo va a concentrarsi anch'esso con la mente, e quindi cambiando il focus il nostro corpo sente anche meno caldo, perché se noi abbiamo oddio fa caldo, oddio mi sventolo, oddio, così sentiamo più caldo. È vero. O bevo in continuazione, faccio doccia in continuazione, che la doccia poi anche questo va detto, la doccia non va fatta fredda, perché dopo il corpo per riscaldarsi fa peggio, senti ancora più caldo, quindi va fatta tiepida la doccia, ma è proprio focalizzare la mente su cose diverse dal pensare caldo, pensieri freddi che possono essere pensieri su come organizzare la propria vita, e pensare anche che l'estate è un momento bello comunque, anche se fa molto caldo, perché ci sono più ore di luce. Pensiamo a questa cosa, quindi quelle ore di luce portano comunque alla nostra mente ad essere più aperta ed essere più tranquilla rispetto all'inverno che porta molte più ore di buio. Anche perché noi facciamo tutto l'incontrario di quello che dovremmo fare, sembra un'assurdità. Ad esempio noi ci spogliamo invece di vestirsi, ecco, gli arabi ci insegnano nei paesi caldissimi, loro si vestono, si coprono, si mettono di tutto e di più, noi invece facciamo l'incontrario, noi ci togliamo tutto, abbiamo sempre caldo, più ci togliamo più caldo abbiamo, dovremmo bere il tè caldo, acqua e bibite calde, e invece noi ghiaccio a nastro, cioè perché non siamo culturalmente come siamo, ecco, cosa vedi culturalmente, perché siamo proprio sbagliati? Guarda, perché i media ci hanno cambiato completamente, dagli anni 60 in poi, no? Il dopoguerra, ci hanno cambiato col boom, l'avvento del frigoriferi, di tutto quello che poteva essere freddo, di tutto quello che poteva essere comprato in un certo modo, di tutto l'abbigliamento, la moda, ci hanno cambiato profondamente, hanno cambiato il nostro modo di pensare e ci guidano anche attraverso le immagini, soprattutto a cambiare quello che dovrebbe essere l'uso importante del nostro corpo. Certo. Ci dirottano molto spesso anche a mangiare cose errate, perché tutte le pubblicità di sera, cioè non so se tu noti, c'è solo pubblicità di cose, di snack, di cose che fanno malissimo, che non andrebbero mai mangiate. Vero. E poi lì davanti alla televisione ovviamente ti viene la voglia, no? Questa stagione sono i gelati per esempio, no? Ma
e questi qua ci guidano. Invece noi dovremmo imparare a guidare noi la nostra mente, a pensare noi di cosa veramente abbiamo bisogno e di cosa veramente il nostro corpo necessita in questo momento. Come dicevano adesso le signore che parlavano lì, dicevano mangiare frutta e verdura, sì, mangiare frutta e verdura, bevete tanto, non acqua fredda da frigorifero, ma acqua a temperatura ambiente. Io sono sempre, anch'io bevo l'acqua da frigo, anch'io sono sbagliata, però adesso sto cercando di miscelare un po', bevo anche un po' calda, un po' fredda, perché fa malissimo anche l'acqua fredda, può portare anche alle persone più anziane dei problemi. Ma soprattutto pensate una cosa, pensate bene, quando anche volete fare un eccesso nel mangiare, pensate a questa cosa, mettendola vicino alla bocca, ma questa cosa veramente mi serve? La desidero veramente? Mi fa bene veramente? O è perché in questo momento sento una mancanza di altro? Fatevi questa semplice domanda può farvi capire che spesso non abbiamo bisogno di mettere dentro tanto e tanto, ma che questo è stato anche un mio problema, io sono ancora in sovrappeso, ma ho fatto questo nella mia vita proprio perché per migliorare me stessa. Rigenerazione fisica e mentale? Soprattutto perché la rigenerazione del corpo rigenera la mente, è una condizione sine qua non, nel senso che il corpo, se tu curi il tuo corpo, curi anche la tua mente. Se tu curi la tua mente, curi anche il tuo corpo. Che è molto importante. Vero. Senti Marco, ecco, voi stomizzate, avete delle diete speciali? Perché sì, mangiate, voi invece dovete seguire una dieta, il bere, com'è la situazione? Spiegaci. Chi ha la urostomia deve bere in continuazione. Ecco. Bere tanto e anche idratarsi con sali minerali, perché la pipì dai rene esce e non filtrano tutto. Devi integrare continuamente. Io bevo 3-4 litri al giorno, 4-5, dipende, sì, acqua, perché bibite gazzate a me non piacciono, e allora integro anche con dei sali minerali. Chi ha la ileostomia deve mangiare un tipo di alimento, non legumi, non fagioli, eccetera. Hanno delle diete specifiche, delle diete specifiche, esatto, bisogna seguirle. Chi ha l'urostomia segue un po' meno perché non ha questi problemi, però chi ha colon e ileo deve seguire delle diete specifiche. O le dà il stomaterapista o viene indicato dal nutrizionista cosa deve mangiare. E dopo è anche chi ha il problema che capisce se questo alimento gli fa bene, gli fa male, gli crea qualche problema, si autogestisce l'alimentazione, però non deve eccedere in... E il caldo com'è? Perché diventa un problema? È un problema, sì, è un problema. Io vedo che o bevo in continuo o mi sembra di svenire, perché uscendo sempre l'urina la pressione va giù a picco, però insomma si sopravvive in qualche maniera. Ascolta Anna Maria, cosa vuoi dire a Marco, questo guerriero che già a 20 anni ha iniziato a capire che la sua vita sarà diversa dagli altri, però ha sempre combattuto, è sempre stato positivo, di sicuro non è un fragile, però è una fortuna conoscere persone come Marco perché danno la speranza anche ai fragili. Prego Anna Maria. Allora, innanzitutto mi faccio i complimenti perché veramente ci sono persone che votano la propria vita, anche avendo avuto dei problemi, alle altre persone e votano a fare una missione. La tua, Marco, è una missione che stai seguendo, è un compito che ti è stato dato. Io sono credente, quindi credo che molto spesso Dio ci dia dei compiti importanti perché noi siamo in grado di poterli portare e farli del nostro meglio, fare una missione su questa terra che sia di portare proprio un messaggio sempre positivo in qualsiasi situazione possa essere. Quindi io ti faccio i grandi complimenti. Grazie ancora. E ti dico che detto, cioè, se una persona normale che sta bene, insomma, che non ha problemi di salute, va a parlare con una persona che sta poco bene, quella gli ride un pochino, gli dice vabbè, però tu non sei in quella situazione. Se è una persona che sta male, uguale all'altra persona, e comunica con quella persona ti ascolta perché sa che tu sai cosa sta accadendo nel suo corpo, cosa sta accadendo nella sua mente. Vero. E quindi questo ti fa grande onore. Chi sceglie di fare di far beneficiare agli altri
della sua situazione, di poter portare un messaggio di coraggio, di speranza, è una grande persona sempre, e quindi tu lo sei. Grazie. Allora andiamo invece a Belluno, qui andiamo in montagna, al fresco, e invece a Belluno purtroppo c'è il clima peggiore. Andiamo a sentire e poi lo commentiamo. Il clima che cambia si riflette anche nella qualità della vita dei territori. Secondo la classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, elaborata sui dati meteorologici raccolti negli ultimi 10 anni, Belluno resta tra le province italiane con il clima meno favorevole, per non dire peggiore. A pesare sul risultato sono soprattutto alcuni indicatori chiavi. La provincia dolomitica registra il minor numero medio di ore di sole al giorno, circa 6,8, e il maggior numero di giornate fredde nell'arco dell'anno, quasi 20 in media nel periodo considerato. A questo si aggiunge un'elevata presenza di giorni con umidità fuori dal comfort climatico, oltre 260 all'anno. Un quadro legato anche alla posizione geografica tra vallate e rilievi montani, che riducono il soleggiamento e favoriscono condizioni più fredde e umide rispetto alla pianura. Situazione diversa, anche se non brillante, per Treviso, che si colloca a metà classifica al 65° posto tra i 107 capoluoghi analizzati. Qui il clima risente soprattutto delle precipitazioni intense e degli eventi piovosi, parametri che penalizzano la Marca nella graduatoria nazionale. L'indice del clima del Sole 24 Ore prende in esame 15 indicatori meteorologici, dal soleggiamento alla brezza estiva, dalle notti tropicali alle precipitazioni estreme, calcolati sui dati forniti da 3B Meteo e relativi all'ultimo decennio. In testa alla classifica si confermano soprattutto città del sud e delle coste, dove la combinazione tra sole, ventilazione e temperature più miti garantisce condizioni climatiche considerate più favorevoli. Per Belluno invece la fotografia resta quella di un territorio più freddo, umido e con meno sole, caratteristiche che da qualche anno collocano la provincia interamente montana stabilmente nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale. Anna Maria D'Onofrio, quanto incide il clima nella mente, nella tua quotidianità, nella tua psicologia? Prego. Tantissimo, come dicevamo prima, dove il tempo è sempre soleggiato, ci sono sempre belle giornate, le persone sono più aperte, sono più tranquille, stanno più fuori, stando più fuori, la mente si apre a molto di più, si hanno meno persone depresse, perché appunto la luce porta a luce, non al buio, all'introspezione. Dove c'è sempre, anche nei paesi del nord, dove c'è sempre più buio, ovviamente si hanno più problemi psicologici, le persone hanno più problemi. Ci sono più suicidi, è vero, la depressione. Ci sono molti più suicidi, esattamente, proprio perché il buio, c'è la pioggia, porta a non aprire se stessi, e quindi a stare all'aria aperta, a vivere anche in connessione con gli altri. Spesso si vive meno in connessione con le altre persone, anche se lì ci sono pub dove vanno a bere, quindi, però questo è un altro problema, perché le persone bevono tantissimo, quindi bevono tanto di più anche rispetto qui al nord, rispetto al sud. Anche qui in Italia si beve molto più al nord che al sud, proprio per questo motivo, perché al sud ci sono molte più giornate di sole, quindi le persone preferiscono stare fuori in un altro modo. Perciò il clima è importante. Il clima è molto importante, incide moltissimo sulla nostra mente, ma noi dobbiamo essere sempre attenti a curare la nostra mente più di altre cose, e capire che anche in un posto dove c'è meno sole, il sole è dentro di noi, quindi trovare dentro di noi la luce e la possibilità, perché ognuno di noi ha un potere enorme, e quindi il mental coach fa questo, ti fa trovare il tuo potere enorme, te lo fa capire che tu lo hai e te lo fa utilizzare. Questo fa. Perciò da negativo diventi positivo? Esattamente, ma perché non perché sia un merito del mental coach, il merito è sempre della persona. Io sono solo lo strumento, il coach significa carrozza, cioè ti traghetto da questo punto a questo punto, perché te lo faccio vedere, perché in qualche modo, facendoti parlare tanto, facendo uscire fuori delle cose, tu capisci il tuo valore. Che è molto importante. Marco, allora abbiamo ancora un minuto, intanto rivediamo la locantina, ricordiamo la giornata di venerdì, perché sarà una giornata importantissima per la prevenzione, per le stomie. Prego Marco.
Beh, allora, e anche a Monastieri, allora, non solo Treviso. giovedì abbiamo Monastieri con l'inaugurazione della panchina e dopo venerdì saremo in piazza con il gazebo informativo col centro dell'incontinenza e le associazioni del territorio a dare informazioni per la cittadinanza. Facciamo venerdì Treviso, sabato siamo a Padova con un convegno sull'incontinenza fecale dentro Palazzo Moroni e fuori all'esterno con il camper di Medici in Strada che abbiamo gli urologi che fanno campagne di sensibilizzazione dell'incontinenza urinaria. E soprattutto non vergognarsi, avvicinarsi a queste realtà che si mettono a disposizione per aiutarvi e per fare prevenzione. La vergogna non deve esistere, vero Marco? Vero, No. vero. La vergogna non deve esistere, anche se chi usa i pannoloni o usa le stomie non si deve vergognare. Poi tanto è nascosto dei pantaloni, tutto, non si vede nulla. Anna Maria, cos'è la vergogna? Devo correre perché il tempo è tiranno. Vuoi aggiungere qualcosa? Scusa Marco, ti ho interrotto. No, tranquilla. Anna Maria? La vergogna per me esiste solo negli occhi degli altri che vogliono guardare male, ma noi dobbiamo pensare che siamo persone ok, a prescindere da tutto, siamo esseri divini, anche noi. Quindi È molto importante. Siamo esseri importanti agli occhi di Dio. Io sono credente agli occhi di qualsiasi ente superiore che voi crediate, ma siamo esseri divini per noi stessi perché siamo nati, siamo vivi, respiriamo e quindi onoriamo ciò che siamo. Grazie a Anna Maria Donofrio, mental coach, di essere stato con noi. Grazie tanto anche a Marco Torresani, questo guerriero che è solo vederlo è di una simpatia unica, ma soprattutto quanto lavoro sta facendo per voi, per tutta la comunità, per aiutarvi. Perciò io penso che a questa giornata dobbiamo partecipare tutti perché veramente meritano e veramente dobbiamo supportarli. Grazie. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno. Permesso, sorpresa. Ciao Gianni. Ciao Mirella. Come sta tu? Adesso abbastanza bene. Ciao In caro. attesa Ciao. dell'intervento. Come va Gianni? Non che c'è male adesso, non c'è male. Diciamo che hanno fatto un buon lavoro qua, sia in chirurgia che soprattutto qua in urologia. Sì. Ho trovato dei bravissimi medici e dei bravissimi infermieri, veramente sono rimasto colpito dalla professionalità delle persone. Allora Gianni, questo è l'assegno della grande famiglia della Rete Veneta. Ecco qua. Grazie, molte grazie. Guarda, lo trovo veramente, oltre che degli amici a questo punto che ti aiutano veramente nel vero senso della parola. Sei brava, Santa Meia. Sì, bravissima. Sei brava, sei bravissima. veramente brava. Bravissima. Ascolta Gianni, cosa è che te provi? Diciamo da quando che te ne hai conosciuto, che ti eri veramente a tocchi, quando si arriva da me. E invece adesso ti scommissi anche fisicamente, veda dai che ti si dio dai, date veramente. Mi sento più tranquillo. Ho ragione Questo ora. certo, Ecco, mi sento più tranquillo, mi sento le spalle protette, mentre prima ero lasciato come che giorno per giorno te vivevi e senza sapere domani cosa che succedeva. Invece adesso te sa che qualcuno se ti chiami risponde, magari in ritardo rispondo, ma rispondo. È vero Gianni, magari in ritardo, ma rispondo. Certo. E ora Gianni, noi altri ti facciamo tanti auguri, ti sa che noi veniamo a trovarti, ti va sereno in sala operatoria, ti sa che noi altri siamo, non c'è nessun problema, questi soldi aiuteranno anche a tuo figlio intanto certamente, in attesa dei tempi migliori. Certamente. E in bocca al lupo, va bene Gianni? Grazie Mirella, grazie, e a tutti quelli di me crepi lupo. No. In bocca al lupo, no? In bocca al lupo vuol dire mandare fortuna. Perché? Perché la lupa, quando ha il lupetto in bocca, lo sta proteggendo. Tu capio? Quindi vuol dire fortuna. E non quello una che segada a dire è solito detto in chi bocca dice. al lupo, grazie, si dice. Ecco, abbiamo sentito una storia nuova stavolta. E ora grazie a te Gianni e se vedremo la prossima settimana veniamo a trovarti. Ciao e grazie. Ecco, e grazie anche alla grande famiglia di Veneti Schiacciati che mi permette di aiutare queste persone. Ciao!